Buongiorno, sono le 7 del mattino, inizia come ogni mattina Sveglia Trieste. Oggi avremo ospiti in studio l'assessore alla sicurezza e alla polizia locale Caterina De Gavardo del Comune e poi Paolo Altin della lista Russo Punto Franco. Se vorrete parlare con i nostri ospiti potrete farlo come sempre chiamandoci qui in diretta oppure scrivendoci una mail anche per fare le vostre segnalazioni. Andiamo subito a cominciare con le previsioni del tempo e la pagina dell'Osmer ARPA regionale per vedere qual è la situazione generale, anche qual è l'evoluzione del tempo da oggi fino a giovedì. Allora, la regione oggi sarà interessata da un debole fronte, poi ne passerà un altro domani sera. In seguito affluiranno correnti nord-occidentali che saranno più stabili venerdì. Quindi vediamo martedì 27 maggio, oggi sulla zona montana cielo in prevalenza nuvoloso con possibili piogge sparse in genere deboli o moderate. Su pianura e costa variabile con possibili rovesci e qualche temporale. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata, specie al mattino e poi nuovamente in serata. Ancora domani, mercoledì 28 maggio, al mattino su tutta la regione cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio variabile con probabili rovesci o temporali sparsi sulla zona montana, ma che successivamente potranno poi interessare tutte le zone. Sulla costa soffierà vento da sud o sud-ovest moderato. Dopodomani, giovedì 29 maggio, al mattino cielo poco nuvoloso, dal pomeriggio probabile cielo variabile, specie sulla zona montana dove saranno possibili rovesci o forse anche qualche temporale. Vento da nord o nord-est sui monti in quota 20 a regime di brezza sulla costa e questa è la tendenza per venerdì con cielo poco nuvoloso e vento da sud o sud-est moderato in particolare sulla costa. Queste le previsioni del tempo, allora andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Il piccolo di Trieste, vediamo la prima pagina, il lavoro c'è, i lavoratori no. Questo lo studio sul fabbisogno di imprese e pubblica amministrazione. In progressiva crescita il numero di persone in età da pensione. In Friuli Venezia Giulia serviranno 84.200 dipendenti formati entro il 2028, ne mancano 16.300. Nell'arco del quinquennio fino al 28 il fabbisogno di lavoratori delle imprese e della pubblica amministrazione in Friuli Venezia Giulia sarà di 84.200 lavoratori, ma a fronte della prevista espansione della domanda di lavoro da parte di imprese e pubblica amministrazione si stima che l'offerta di lavoratori formati in grado di soddisfarla sarà insufficiente, ne mancheranno per la precisione 16.300 e lo scenario emerso dallo studio di PTS Class per la regione. Il Sole 24 Ore, quarta in Italia, molti eventi ma affitti salati, Trieste città per giovani. In realtà al primo posto, abbiamo visto ieri, c'è Gorizia, poi lo vedremo anche nell'altra edizione del piccolo. L'asilo di Roiano chiuso fra costi del personale e divisioni a destra, anche questa è un'analisi che abbiamo fatto nel telegiornale di ieri. Falso quadro di Guttuso, il giudice assolve le acquirenti. Il processo, l'opera in casa da 30 anni era stata comprata su Telemarket. Il reportage, palazzi signorili e parchi nascosti, il caso di Villa Necker in attesa di rilancio. Ne parliamo spesso anche noi qui a Sveglia Trieste. San Vito, viaggio fra le dimore storiche dell'elite. Una delle dimore storiche, Villa Lazarovic con il suo cancello in via Tigoro. Vediamo qui. Appunto molto affascinante questo viaggio, questo reportage. Sport e Business Forum a Trieste tra campionesse mare e terza età il 29 e 30 maggio. Vediamo ancora strage a Gaza, l'IDF annuncia un attacco mai visto prima, le fiamme, il buio, la concitazione, grida d'aiuto coperte dalle urla dei soccorritori. Le immagini postate 1000 volte sui social della striscia mostrano il risultato letale dell'attacco dell'IDF sull'ex scuola Fahmy al-Jarraoui di Gaza City, trasformata in rifugio per gli sfollati della guerra. Secondo le autorità di Hamas le vittime sono 36, stando ai civili che si sono salvati ci sono 31 morti, le informazioni sono ancora frammentarie.
Vediamo anche il trionfo di Salis a Genova, Schlein, se siamo uniti si vince. Per il porto di Trieste, stazione di Servola, si lavora per salvare 180 milioni, andremo a vedere anche questo. Sempre sul piccolo malapagina di Gorizia, Monfalcone, lo studio del Sole 24 Ore vede appunto qualità della vita fra i giovani, Gorizia in vetta alla classifica. Come provincia e non solo come città si insedia al primo posto della classifica della qualità della vita dei giovani. Cantieri in estate, il teatro di Monfalcone pronto a settembre. Gradisca, Serracchiani visita il CPR e fatiscente va chiuso. Il ciclo di incontri per la campagna di prevenzione, lezioni antincendio per gli studenti dell'Isontino. Vediamo un'immagine qui in prima pagina. Andiamo a vedere altri quotidiani nella rassegna stampa di questa mattina. Allora, questa era invece la pagina del Tempo. Andiamo a vedere il Corriere della Sera. Voto nei comuni, centrosinistra conquista Genova, l'abbiamo già visto sul piccolo. Salis nuova sindaca, Schlein uniti si vince. Anche Ravenna al campo largo, ballottaggi a Taranto e Matera. Alleanze e segnali, il commento di Massimo Franco. Vediamo anche la tregua, voci smentite, Israele pronto all'attacco, e poi Kiev, scontro sui missili tra Berlino e Mosca. Vediamo ancora dazi, si tratta, Meloni, media tra Trump e von der Leyen, le telefonate. Ancora un'auto travolge i tifosi in parata, shock a Liverpool. Impronte, periti, stasi e la strategia dell'attesa, si parla ancora una volta dell'inchiesta su Garlasco. Andiamo a vedere la Repubblica, vince il centrosinistra unito in prima pagina su Repubblica, con Salis riconquistata a Genova, Barattoni trionfa a Ravenna, ballottaggi a Taranto e Matera, il campo largo avanti. Intervista a Schlein, il PD primo partito nelle città, decisivo il contributo di tutti, nel governo qualcosa si è rotto. Gaza, ancora strage, manifestazione a Roma il 7 giugno. Da atleta a sindaca, io vento nuovo, parla appunto la nuova sindaca di Genova. La sconfitta divide il centrodestra, schiaffo di Brigitte a Macron, l'imbarazzo dell'Eliseo, un caso insomma particolare. Poi ancora andiamo a vedere la stampa, Salis rianima il campo largo, sindaca Genova al primo turno del Mastro a Torino, con la riforma devasteremo le toghe rosse. Poi ancora Macron sotto schiaffo e la sberla di Brigitte, la complicità coniugale, una scusa per bambini. Raid su una scuola di Gaza, l'Italia superato ogni limite, Netanyahu operazione senza precedenti a Khan Yunis. Trump, Putin è impazzito, Mosca reazione emotiva, Kiev pace lontana, Merz sia i missili a lungo raggio. E poi il dibattito, la tutela dei migranti contro l'ira dei governi. Il Fatto Quotidiano, Genova e Ravenna al campo extra large, il sud ai ballottaggi, il centrosinistra scavalca le destre dappertutto. Chi scopre Netanyahu con 20 mesi di ritardo, crimini a Gaza, politici opinionisti dopo 53.000 morti. Tajani, Vespa and Company, l'IDF continua i suoi massacri, ma qui si svegliano Picerno, Salvini, Mieli, Della Loggia, eccetera. Molinari e Ferrara resistono. Sulle opinioni riguardo alla guerra nella striscia. Il Giornale, meno ladre, case occupate, ma la sinistra si ribella. Giro di vite sull'illegalità. Botte in piazza contro il DL sicurezza voluto dal governo. Comunali, la sinistra vince a Genova e Ravenna. Macron ha preso schiaffi persino da sua moglie, caso in Vietnam. Poi ok ai missili a lunga gittata, Berlino, Kiev si difenda, via i limiti alle armi. Non solo Stasi, la giungla dei condannati dopo 2 assoluzioni, un approfondimento che fa Filippo Facci oggi sul Giornale. Vediamo Libero, ammucchiatissima rossa, il voto nei comuni. A Genova Silvia Salis vince al primo turno, la città torna al centro-sinistra, il PD esulta, uniti battiamo la destra, però hanno dovuto mettere dentro tutti da AVS a Renzi.
il galletto bastonato, Macron preso a schiaffi dalla moglie Brigitte. Il Presidente fa un'altra figuraccia. Dazi sospesi, l'Unione Europea si rassegni, ora con Trump bisogna trattare, dice Daniele Capezzone su Libero. Il Sole 24 Ore, Gaza nel raid sulla scuola, almeno 36 morti, Israele vuole il 75% della striscia. E poi Crosetto, nella guerra ad Hamas, Netanyahu sbaglia tutto, superati i limiti, dice il nostro ministro della difesa. Il BTP anti-inflazione parte dall'1,85%, poi per il Festival dell'Economia 40.000 presenze e 325 eventi, chiusa a Trento la 20ª edizione. Queste le prime pagine. Ancora il Domani, comunali, il campo largo stravince, il PD fa il pieno di voti, male Meloni. Nel 2018 l'amico di Angelucci intercettato attaccava Mattarella, Tonino al Ministero. Il centro-sinistra elegge subito Salis a Genova e Barattoni a Ravenna, avanti a Matera a Taranto, Schlein Uniti si vince, Fratelli d'Italia nella città ligure arriva al 12%, il PD intorno al 30%. E poi Kiev per Trump, Putin è impazzito, dopo i raid sull'Ucraina il presidente USA attacca il Cremlino, reazione emotiva. Insomma, queste le principali notizie di oggi, secondo alcune delle prime pagine, i principali quotidiani che sono in edicola oggi. Allora torniamo sul piccolo, andiamo a vedere le notizie che ci riguardano più da vicino, a cominciare da questa analisi sul lavoro, il mondo del lavoro in Friuli Venezia Giulia. Ne mancheranno di lavoratori 16.300 da qui fino al 2028, lo abbiamo visto in prima pagina, questo approfondimento. Il fabbisogno di personale in regione fra imprese e pubblica amministrazione sarà di 84.200 unità, ma le proiezioni oggi dicono che il sistema formativo non potrà soddisfarlo. Andiamo ancora avanti, sempre sul piccolo. Formazione per i giovani e servizi alle famiglie, così siamo più attrattivi. Istituzioni, Confindustria e categorie hanno parlato ieri a questo incontro, a cui ha portato il suo saluto anche il presidente Massimiliano Fedriga ieri al convegno sul mercato del lavoro. Andremo a vedere poi le notizie nazionali in generale, sempre sul piccolo, ma andiamo a vedere ancora una volta il caso Resinovic, perché se ne parla ancora anche a livello nazionale. Ieri ha parlato con noi di Tele4 il marito, il vedovo di Liliana, Sebastiano Visintin, che anche qui sul piccolo dice: non ho ucciso io Lilli, sto vivendo un dramma da anni, è quello che ha detto anche al microfono del nostro Gianluca Paladin. Allora rivediamo insieme l'intervista. Iozzi descrive l'omicidio come se l'avessi commesso tu. Di questo non ne voglio parlare perché ci sono gli avvocati che sono preposti a queste cose. Però la descrizione del PM è molto molto precisa di quello che sarebbe successo in quel boschetto. Ecco, questo spetta ai miei avvocati. Sebastiano Visintin torna a parlare ai microfoni della nostra emittente e risponde così all'accusa formulata dal pubblico ministero Ilaria Iozzi, secondo la quale l'uomo avrebbe prima aggredito e poi ucciso la moglie Liliana Resinovic la mattina del 14 dicembre 2021 nel boschetto dell'ex OPP di San Giovanni. Una descrizione molto dettagliata, quella formulata nella richiesta di incidente probatorio e depositata al GIP Flavia Mangiante. Secondo quanto scritto sul documento, Sebastiano avrebbe aggredito Liliana dentro il bosco, in prossimità di via Vais, all'altezza del civico 21. Ancora dalla richiesta del PM, dopo afferramenti, percosse, compressioni, urti e graffi, tutti indirizzati in diverse sedi del capo, alla mano destra, al torace, agli arti, ne cagionava la morte, avvenuta mediante soffocazione esterna diretta, quale conseguenza di afferramento e compressione del volto della vittima. Io non ho niente a che fare con la morte di Liliana, assolutamente. E sono felice di essere qua a Trieste, ho trovato una città meravigliosa, sono venuto qua nel 95. Omicidio o suicidio secondo te, Sebastiano? No, questo
non spetta a me dare queste risposte, assolutamente. Ci sono i consulenti, ci sono i miei avvocati. Al vaglio degli inquirenti ora proprio i movimenti di Sebastiano Visintin. Quella mattina del 14 dicembre Liliana, dopo la telefonata con Claudio Osterpin, è uscita di casa senza cellulare e senza chiavi, è scesa per via Damiano Chiesa camminando velocemente, ripresa dalle telecamere della scuola di polizia mentre reggeva i sacchi della spazzatura. Poi da Piazzale Gioberti il buio totale. Io sto vivendo un dramma da 3 anni e mezzo. Sto vivendo un dramma che non auguro a nessuno, però come dicevo Liliana, la vita è bella. Una lunga chiacchierata quella di stamattina con Sebastiano Visintin, che ha rimarcato di essere tranquillo e di non temere per il futuro. Voi fate il vostro mestiere e dietro di voi che pulsa tutto il resto, capisci? Voi siete le mani che vanno sul personaggio. Oggi sono io. È stato già condannato? No, assolutamente. Io guarda, vivo la giornata, assolutamente. Non penso a ieri, non penso a domani. Non temi un eventuale processo? Beh, se ci sarà il processo io sono qua, sono a disposizione, per carità. Allora, queste le parole appunto di Sebastiano Visintin raccolte ieri dal nostro Gianluca Paladin. Prima di andare ancora alle notizie volevo leggere una mail di Roberto che ci scrive: buongiorno a tutti, abito a Roiano, devo dire che il nuovo giardino di Roiano è bellissimo, però non c'è un bagno. Ieri una signora ha nascosto il suo bambino che faceva la pipì. E qui andiamo proprio a Roiano sulle pagine del Piccolo, costo del personale e divisioni a destra perché il nido di Roiano resta chiuso. La proposta di Fratelli d'Italia di affidare in gestione a privati la metà dei posti dell'asilo è ferma in aula da mesi. Prove di dialogo, l'opposizione serve un'alternativa di piazza, maggioranza al confronto. La mattinata dell'inaugurazione della piazza di Roiano molte mamme hanno fermato il sindaco di piazza per chiedergli quando la rinascita dell'ex Polstrada si sarebbe completata con l'apertura del nuovo asilo nido atteso da Rione da ormai più di 20 anni. Troveremo una soluzione nel centrodestra e con il centro-sinistra, rispondeva quel giorno e ribadiva anche ieri il primo cittadino dopo un confronto con l'opposizione, confronto che abbiamo seguito anche noi. Allora rivediamo insieme il servizio di Bernardo Gulotta. Si sono sostanzialmente lasciati con un vedremo le opposizioni e il sindaco di piazza riuniti oggi in un incontro organizzato per cercare di raggiungere un'intesa sul nodo dell'asilo di Roiano. Un vedremo che se letto con gli occhi dell'opposizione si traduce nella volontà di stemperare i toni, di verificare strade possibili per un accordo, ma che dalla maggioranza non tende una mano risolutrice o permette passi indietro rispetto alla volontà di una gestione didattica mista pubblico-privata. Ci sono delle posizioni molto diverse e l'incontro che abbiamo chiesto come lista Russo.Franco insieme a Partito Democratico, adesso Trieste e Movimento 5 Stelle, è un incontro per cercare di avviare un dialogo che porti a una soluzione. Il sindaco ha preso l'impegno di convocare la maggioranza per discutere di quali potrebbero essere le alternative. Allo stato attuale non ci pare che grossi passi in avanti siano stati fatti da luglio 2024. Il sindaco di piazza, sentito telefonicamente, ha dapprima riconosciuto la validità del confronto odierno, poi ha confermato di voler sentire la sua maggioranza per capire quali siano i margini attorno al quale lavorare per risolvere la questione. Mi fa piacere innanzitutto che ci siamo incontrati in 25 anni, ci siamo incontrati poco. Sono venuti là, abbiamo deciso che loro faranno una proposta, adesso parlerò con i miei, vediamo di trovare una sintesi. Insomma, abbiamo fatto una piazza stupenda con un asilo stupendo, è assurdo non trovare una sintesi per aprirlo. E se dalla lista Franco emerge la volontà di trovare una mediazione attraverso una formula diversa da quelle sin qui presentate, da parte del sindaco un caposaldo di tutta questa situazione è da ricercare negli aspetti economici. Ci sono diversi strumenti sul tavolo, ovviamente la nostra prima richiesta è una gestione pubblica con 66 posti pubblici, ma siamo disponibili appunto ad avviare un dialogo costruttivo. La mia è un discorso di darlo in gestione in maniera che risparmiamo una barca di soldi, altrimenti si fa sotto il pubblico, ma però il pubblico costa una barca di soldi. Allora dico, siccome che i soldi non ce ne sono più tanti, dico cerchiamo di cominciare a risparmiare, questa è la mia logica. Allora, questa è l'intenzione del sindaco, ascoltato ieri da Bernardo Gulotta. Ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Abbiamo al telefono l'ispettore superiore Tiziana Martini. Buongiorno.
Buongiorno a tutti. Sì, la notata da noi è trascorsa abbastanza in modo regolare, non abbiamo avuto grossi interventi, non sono stati rilevati incidenti stradali, per cui insomma tutto a regolare. Volevo segnalare che in questo momento siamo in via Commerciale, altezza del Civico 132, in attesa del pronto intervento stradale, in quanto ci sono delle buche particolarmente pericolose e quindi fare attenzione, anche perché a quell'altezza probabilmente creerà fra un po', visto inizierà un pochino più di traffico, inizierà qualche rallentamento. Ripeto, Commerciale 132, siamo con la pattuglia in attesa di un intervento del comune per tamponare un pochino una situazione dell'asfalto. Oggi pomeriggio c'è il corteo che inizierà alle ore 18, partirà da piazza Oberdam, via Carducci, piazza Dalmazia, via Ghega, via Roma, piazza della Borsa, piazza Unità, per poi arrivare in piazza Verdi. Anche qui ovviamente saremo presenti per i servizi di viabilità, vediamo, insomma, dovrebbe creare anche lì un po' di code e di rallentamenti. In particolare è prevista la chiusura proprio della via Roma durante lo svolgimento appunto della manifestazione. Altre cose non avrei da segnalarvi. Benissimo, allora grazie e buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie, noi andiamo avanti ancora sui giornali a leggere, appunto, a fare un po' di rassegna stampa, e parliamo proprio della polizia locale che sarà in servizio appunto H24 in 4 notti, 11 interventi. È già scattato appunto questo provvedimento e ne parleremo sicuramente insieme all'assessore alla polizia locale e alla sicurezza del comune Caterina De Gavardo, che sarà ospite qui da noi dalle 8. Poi vediamo l'indagine demografica, molti eventi ma affitti salati, Trieste è una città per giovani, 4° posto nella classifica del Sole 24 Ore per i servizi offerti agli under 35, bene per divertimento e università, male per sicurezza e canoni delle locazioni. E il resto della regione, vediamo Gorizia al vertice, segue Pordenone e in coda Udine. Allora andiamo a vedere molto velocemente la pagina della cronaca proprio di Gorizia, per vedere proprio questa classifica del Sole 24 Ore. Ecco qui. Allora, qui i giovani vivono meglio, l'Isontino al vertice in Italia, Ziberna primi per il 2° anno di fila. Gli assessori Artico e Gatta, supereremo l'ordinanza anti-schiamazzi, che è un po' forse un limite che i giovani sentono appunto a livello di vita soprattutto serale, notturna nella città di Gorizia. Ma rivediamo insieme il servizio. Gorizia si conferma per il 2° anno consecutivo la provincia italiana dove si vive meglio tra i 18 e i 35 anni. Lo dice l'indagine 2025 sulla qualità della vita per fasce d'età del Sole 24 Ore, presentata al Festival dell'Economia di Trento, che analizza 107 province italiane in base a 15 indicatori mirati per ciascun gruppo generazionale, bambini, giovani e anziani. Con un punteggio di 666,3 su 1000, Gorizia si posiziona al 1° posto assoluto nella classifica giovani, grazie a una serie di elementi che le rendono un ambiente favorevole alla costruzione di un progetto di vita. In particolare eccelle per numero di locali e organizzatori di eventi in rapporto ai residenti under 35, per la quota di contratti a tempo indeterminato tra i nuovi rapporti di lavoro e per età media al primo figlio, tra le più basse in Italia, 31,6 anni. L'indicatore sulla soddisfazione per la qualità delle relazioni familiari colloca inoltre Gorizia tra i territori con il migliore equilibrio tra vita privata e sociale. Ottima la performance anche di Trieste, che si piazza al 4° posto, superata solo da Bolzano, 2ª, e Cuneo, 3ª. Il capoluogo del Friuli Venezia Giulia si distingue per l'alta incidenza di laureati tra i giovani, la presenza diffusa di servizi, l'offerta culturale e la qualità del trasporto pubblico, oltre che per la capacità di attrarre e trattenere talenti. Nel complesso la classifica conferma il predominio del nord-est, che domina la fascia giovane con ben 5 province tra le prime 10. Oltre a Gorizia e Trieste compaiono anche Trento, Udine e Pordenone. Le regioni settentrionali occupano in tutto 17 delle prime 30 posizioni nelle classifiche dedicate alle 3 fasce d'età, segno di una struttura territoriale che continua a investire in servizi, cultura e qualità urbana. Uno sguardo generazionale che diventa una chiave di lettura preziosa per interpretare le trasformazioni in atto nel Paese e orientare politiche pubbliche realmente mirate.
Allora, torniamo a leggere il giornale ancora per qualche minuto. Allora, sempre nella pagina di Trieste della cronaca, del Piccolo, il quadro in vendita è un falso, 2 amiche a processo, assolte, l'opera in casa da 30 anni era stata comprata su Telemarket come un originale di Guttuso. Donne nei guai dopo l'annuncio in rete, il giudice riconosce la loro buona fede, quindi l'opera, vediamo, contraffatta, che ha innescato il processo a carico della figlia del primo acquirente e della sua amica. Minacce ai sanitari puntando un coltello, triestino in manette al centro di salute mentale di Domio. È successo appunto nella giornata di ieri, poi travolto da una moto sulle strisce, investito da una moto mentre attraversava sulle strisce, incidente ieri pomeriggio in viale D'Annunzio, il ferito è un giovane di circa 20 anni colpito da un giovanissimo motociclista. All'arrivo dei soccorritori il pedone aveva il volto rigato di sangue, ma per fortuna non è in pericolo. Causa e responsabilità del sinistro sono al vaglio della polizia locale. L'operazione in via dell'Istria, cane antidroga a scuola, controlli dei carabinieri. Nei giorni scorsi carabinieri compagnia di via Ermet insieme a un'unità cinofila dei colleghi di Torreglia in provincia di Padova hanno effettuato una serie di verifiche negli istituti CIOFS e ENAIP in via dell'Istria. Il cane dell'Arma, addestrato a fiutare le sostanze, ha passato in rassegna aule e zone comuni, non è stato trovato nulla. La tentata rapina in via Cadorna, intima, dammi i soldi usando spray urticante. Anche noi ci siamo occupati di questa tentata rapina proprio con lo spray al peperoncino. Possiamo rivedere appunto insieme il nostro servizio. Prima la richiesta di denaro, poi al rifiuto della vittima l'utilizzo dello spray al peperoncino. Tentata rapina nella notte fra sabato e domenica in via Cadorna a Trieste, l'episodio è successo alle 3. Un giovane triestino è stato avvicinato da un uomo di origine straniera, così dalla denuncia formalizzata alla Polizia di Stato nel commissariato di San Sabba. Dammi i soldi, avrebbe intimato ripetutamente il rapinatore. La vittima però ha resistito alla richiesta. Allora il malintenzionato ha spruzzato lo spray e il peperoncino sul viso del ragazzo per poi fuggire. Il giovane è stato soccorso da alcuni passanti e sul posto sono intervenuti gli agenti della questura e i sanitari del 118. La vittima dell'episodio è stata portata al pronto soccorso di Cattinara per l'irritazione al volto. Sul fatto indaga la Polizia di Stato, che sta procedendo con la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Allora torniamo ancora a leggere il giornale. Oggi sul Piccolo troviamo un bel reportage di Zeno Saracino sulle ville storiche. Allora, San Vito ieri e oggi tra le case dell'elite, parchi nascosti, palazzi signorili e Buen Retiro per artisti. Ci sono anche tante belle fotografie di queste ville, anche degli interni. Vediamo la sommità del Colle di San Vito, ancora oggi testimonia il ricco passato della città costruita da mercanti, nobili e industriali. La sommità del Colle di San Vito, quindi ville imboscate dietro filari di alberi, pittoresche viuzze, la funzione di Buen Retiro che aveva tra 700 e 800 quando l'elite triestina trascorreva l'estate nelle ville suburbane del Rione. Dapprima i mercanti della Trieste giuseppina, poi i nobili transfughi di età napoleonica e infine gli industriali ottocenteschi impiantarono qui le proprie ville, infiorandole con splendidi giardini. I conflitti mondiali e il boom edilizio degli anni 60 hanno stravolto il Rione, ma le ville, trasformate in condomini, demolite oppure divenute caserme, hanno conservato piccoli indizi della passata nobiltà. E qui vediamo altre belle foto, tra cui Villa Basevi, sede dell'Osservatorio Astronomico, Villa Economo in largo Promontorio, Villa Lazzarovic con il suo cancello in via Tigor, Villa Artelli Borale nel verde di via Bazzoni, Villa Necker con il suo parco da recuperare. Il primo giardino all'italiana di Trieste, Villa Necker, in attesa di un rilancio. L'immobile in via dell'Università è sede del Comando Militare Regionale e possiede un'area verde in stato d'abbandono. Un approfondimento che
viene fatto anche spesso qui a Sveglia Trieste con le richieste appunto dei telespettatori. Lo spazio esterno concepito nel 1775 prese forma nel tardo XVIII secolo per mano dell'ingegnere Vincenzo Struppi, quindi vediamo qui tutto questo reportage tra le ville del Colle di San Vito. Ancora un mese all'interno della Illy Caffè, la salute e l'ambiente, al master sul caffè i laureati da 18 paesi. L'analisi degli aspetti biologici, tecnologici e economici, il presidente Andrea Illy dice al settore serve conoscenza. Ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo. Alle 7:35 del mattino riprende la nostra rassegna stampa, ancora bentornati in diretta. Allora vediamo un po' di notizie dallo scenario internazionale, sempre più preoccupante, dal Corriere della Sera. Attacco all'ex scuola, 36 morti, voci e smentite sulla tregua. Hamas, ok al piano, Witkoff, ma l'inviato dice falso. Netanyahu, presto novità sugli ostaggi. Giorno di Gerusalemme, la celebrazione, qui vediamo alcune immagini, poi sale la pressione europea, Merz non è lotta al terrore e la Spagna stop alle armi, il cancelliere tedesco non capisco più cosa fanno. Ancora piangiamo di fame, Gaza è irriconoscibile, riso a peso d'oro e bimbi muti dal dolore. I nostri medici, gli aiuti, una goccia nel mare. Italiano, 24enne in manette, studiava la jihad e gli esplosivi, è successo a Perugia. Ancora sempre sul Medio Oriente in fiamme, sul Corriere della Sera, qui vediamo il lento e contingentato ingresso dei camion di aiuti umanitari al varco di Rafah. Lascia il nuovo capo degli aiuti, operare così è inumano, dice Wood della GHF, era stato incaricato da Israele e Stati Uniti. La fondazione dice andiamo avanti. PD, 5 Stelle, AVS pronti a protestare contro Netanyahu, ipotesi 7 giugno, per Conte potrebbe favorire il voto e referendum, Renzi e Calenda, vietato l'antisemitismo. Nuovi raid e scintille Trump-Putin, invece per quanto riguarda l'altra guerra, quella con l'Ucraina, Berlino via i limiti ai missili per Kiev. Il leader USA sullo zar è pazzo, la replica sovraccarico emotivo, timori ucraini sulle difese, aiuti militari, Paesi Bassi pronti a inviare altri caccia F-16 all'Ucraina. Ancora sempre sul Corriere della Sera, Putin al lavoro sul memorandum, ma la priorità è proseguire l'offensiva, le richieste russe sono note, dai territori al disarmo di Kiev, se ne parlerà in autunno. Ancora vediamo che anche qui da noi le guerre, la guerra in particolare in Medio Oriente avrà dei riflessi, ne abbiamo già parlato con l'ispettore superiore Tiziana Martini prima nel collegamento. Ritrovo fissato alle 18 in piazza Oberdan, oggi solo bandiere della pace, la manifestazione a Trieste, si fermino massacri e torture. L'appuntamento è oggi alle 18 con concentramento in piazza Oberdan a Trieste, obiettivo la cessazione delle ostilità nella striscia di Gaza e Medio Oriente, a promuovere una mobilitazione trasversale pacifica con la sola bandiera della pace. Sono esponenti della società civile, compresi rappresentanti della comunità ebraica, giornalisti, personalità culturali e del sociale. Sulla piattaforma change.org la petizione basta massacri e torture a Gaza, pace tra palestinesi e israeliani. Ora chiusa, ha messo in fila 192 sostenitori, ma le adesioni fanno sapere i promotori Mauro Gialuz, Miloš Budin, Gianfranco Carbone, Nathan Levi, Pierluigi Sabatti e Roberto Treu sono centinaia. Vengono citate quelle dei segretari di CGIL Cisleuli di Trieste, delle ACLI, delle organizzazioni religiose, dell'AMPI, di rappresentanti del PD, adesso Trieste, Punto Franco, Azione, Sinistre e Verdi. Le ultime sono quelle di Maria Luisa Paglia, Nicola Fadelle, eccetera. Insomma, qui ci sono tutte le persone, alcune
alcune delle tante persone che hanno aderito a questa iniziativa che si svolgerà questo pomeriggio alle 18. Le analisi, gli scenari internazionali, gli Stati Uniti pagano le crociate di Trump, se unita l'Europa può approfittarne, il vecchio continente deve aprire nuovi mercati e dotarsi di infrastrutture digitali in proprio, una prospettiva cruciale anche per le piccole e medie imprese del nord-est. Andiamo a vedere ancora sempre nelle pagine dell'attualità del piccolo, stazione di Servola, scadenza dei lavori verso la proroga, in ballo 180 milioni. Il Ministero delle Infrastrutture al lavoro con le authority, finanziamenti da salvare, obiettivo slittamento a fine 2028. In Italia molte opere sostenute dal fondo complementare del PNRR non potranno rispettare il target 2026. Il Porto Giuliano apripista con Roma, le risorse sono statali e quindi svincolabili dalle maglie europee. Questa è la partita che si gioca molto importante sul porto. Vediamo la pagina della politica, qui si dà conto, come un po' in tutti i quotidiani oggi, della vittoria del centrosinistra a Genova. Genova subito al centrosinistra, Schlein esulta, uniti si vince. Nel capoluogo ligure, affermazione al primo turno, il centrodestra guarda i ballottaggi, l'affluenza tiene. Vediamo qui appunto le elezioni amministrative. Da Fratelli d'Italia parla Donzelli, il centrodestra cresce, continua a prevalere. Comunali e politica estera, Meloni vede i vice premier, vertice a Palazzo Chigi. La vittoria di Silvia Salis, sindaca del Campolargo, la dedico a mio padre, l'ex campionessa di atletica. Poi dopo la crisi Fedriga, giunta confermata, sono felice. Ieri ce ne siamo occupati anche noi appunto con un'intervista al presidente Massimiliano Fedriga proprio riguardante la crisi rientrata nella maggioranza. Allora risentiamo insieme le sue parole, poi risentiremo anche le parole del ministro Ciriani, che aveva con le sue dichiarazioni sull'ospedale di Pordenone innescato proprio questa crisi all'interno della maggioranza regionale. Sentiamo intanto Fedriga. Mi sembra bene, abbiamo risolto quelle incomprensioni che si erano manifestate negli ultimi tempi e mi sembra che anche l'accordo e la mozione che andremo a votare in Consiglio vadano in una direzione di totale unità. Così il governatore Massimiliano Fedriga 3 giorni dopo la risoluzione della crisi di maggioranza con il vertice fra i partiti di centrodestra e il presidente. Una coesione ritrovata soprattutto fra Lega e Fratelli d'Italia, che sarà istituzionalizzata attraverso una mozione programmatica che verrà portata in Consiglio regionale con i punti principali del programma di governo da qui a fine mandato. Mozione su cui il governatore porrà la fiducia. Fedriga ha poi commentato le parole del ministro Luca Ciriani, che di fatto aveva innescato la crisi, rilasciate in anteprima alla nostra emittente. No, mi sembra che, ribadisco, siamo chiariti con tutte le forze di maggioranza. Abbiamo spedito anche la questione dell'ospedale di Pordenone, che la aprirà in anticipo comunque rispetto alla procedura ordinaria. E concordo con il Ministro quando dice che è stata caricata di altre cose, cosa che ho sempre detto, erano argomenti che non riguardavano la questione, penso al terzo mandato. E devo dire, mi sorprendono le opposizioni, perché prima dicevano vergogna Fedriga fa la crisi per avere il terzo mandato, cosa che ho sempre negato. Poi quando si è dimostrato che la crisi non c'entrava nulla col terzo mandato, ed è vergogna, Fedriga non ha nemmeno portato a casa il terzo mandato. Cioè, c'è qualcosa che non funziona, insomma, in questa contraddizione costante di cui ci ha abituato ormai da qualche anno l'opposizione. Allora, queste le parole appunto di Massimiliano Fedriga, ma noi ieri abbiamo sentito anche dalla nostra redazione di Pordenone il ministro Luca Ciriani. Allora risentiamo che cosa ha detto proprio sulla crisi. Dopo la crisi che ha scosso la regione Friuli Venezia Giulia è tornato per la prima volta a parlare ai nostri microfoni della sanità del Pordenonese il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, un tema che nelle ultime settimane aveva innescato un vero e proprio terremoto politico in regione, portando ben 7 assessori su 10 a rimettere le proprie deleghe nelle mani del presidente Massimiliano Fedriga, deleghe che come noto sono poi state tutte riconfermate, consentendo al governo regionale di ricompattarsi. È una crisi che io sicuramente
non ho voluto, non ho cercato. C'è uno stato di sofferenza della sanità pordenonese che purtroppo va avanti da molto tempo. L'origine di questa sofferenza è legato politicamente a responsabilità molto precise, hanno un nome e cognome, è centro-sinistra pordenonese regionale che vollero, secondo me in maniera scellerata, fare il nuovo ospedale non in Comina, dove tutti volevano fosse realizzato, compreso il centro-sinistra, ma realizzarlo lì dove è adesso per fare un dispetto al centro-destra, un capriccio di cui purtroppo paghiamo le conseguenze. Fare un ospedale nuovo in mezzo al vecchio, lo sanno tutti, è un grande caos, i costi sono praticamente triplicati e i tempi anche di realizzazione sono più che triplicati. Parliamo di questo nuovo ospedale dal 2012, sono passati 13 anni. Dobbiamo, per l'ospedale, per i punti nascita, per il piano oncologico, per il futuro dell'ospedale, per il futuro del CRO, sederci intorno a un tavolo e decidere insieme quello che vogliamo fare, prenderci insieme le responsabilità, ma per farlo dobbiamo essere tutti quanti informati e tutti quanti persuasi di quella che è la strada da percorrere insieme. Dopodiché la mia arrabbiatura è legata al fatto che noi non siamo abituati qui a Pordenone in Friuli alle inaugurazioni finte. Se si inaugura un bar uno pensa che il giorno dopo entra a bere il caffè, se si inaugura un negozio uno pensa che il giorno dopo entra a comprare qualcosa. Quindi vale anche per gli ospedali, non si inaugurano per finta, è stata una caduta di stile, è stato un errore e questo è sotto gli occhi di tutti. Però adesso la volontà che noi abbiamo espresso al Presidente Federica è che si faccia lui per primo carico di questa situazione, diventi il garante e l'arbitro di queste vicende. Se riusciremo a risolvere i problemi, se riusciremo a trovare un nuovo spirito, come sono sicuro accadrà, saremo ancora più forti e più determinati di prima. Ma la mia non era una protesta finalizzata a chissà quale altro motivo, ma legata al tema sanità. Poi sono aggiunti mille altre questioni che però non c'entrano nulla con la questione sollevata, che è quella dell'ospedale di Pordenone. Visto che appunto la questione della sanità era proprio centrale in questa diatriba che ha così diviso la maggioranza, noi ieri abbiamo sentito anche l'assessore riconfermato alla sanità Riccardo Riccardi. Non so se possiamo rivedere insieme il contributo proprio su quello che ha detto, in realtà appunto a margine di un altro incontro, ma sentiamolo nelle sue parole. Viviamo un tempo nel quale la conflittualità sta al centro delle cose. Io penso che le difficoltà non vanno nascoste, ma nello stesso tempo bisogna lavorare in maniera coesa per cercare di superarle e a volte anche non moltiplicandole, anche narrando delle cose che non ci sono. Così l'assessore regionale alla sanità Riccardo Riccardi a margine di un evento all'ospedale maggiore di Trieste, in quello che è parso a tutti gli effetti un messaggio a commento della crisi di maggioranza ora rientrata, un conflitto interno al centrodestra regionale scoppiato dalle critiche del ministro Ciriani proprio in tema sanitario, che si scioglierà definitivamente con la presentazione di una mozione in Consiglio regionale sulla quale il Presidente Fedriga chiederà la fiducia. Al conflitto poi alla fine bisogna comunque trovare una soluzione, quindi sprechiamo energie per determinare una tensione per poi comunque necessariamente trovare una composizione del conflitto. Il conflitto ogni tanto è pure utile, se diventa elemento principale della discussione tra tutti coloro che hanno parte in causa è chiaro che diventa un problema. Mi riferisco alla storia di vita normale, cioè a quella che è una critica costante, continua verso il sistema e la prestazione delle risposte alle persone che sicuramente hanno delle difficoltà, ma hanno delle difficoltà che sono di dimensione molto diverse da quelle che vogliamo raccontare, però questo alimenta una tensione che non aiuta alla soluzione dei problemi, anche narrando delle cose, costruendo il tutto e il contrario di tutto. Non ci aiuta, mi rendo conto di essere forse fuori tempo nel dire queste cose, però credo che un sano buon senso di equilibrio attorno ai problemi per cercare appunto di risolverli bisognerebbe trovarlo. Allora, torniamo ancora una volta sui temi della guerra, purtroppo sul piccolo, ma un po' su tutti i quotidiani c'è anche la notizia dell'uccisione della bimba influencer, sfidava le bombe con il sorriso, Jacqueline morta a 11 anni. Cerco di portare un po' di gioia ai bimbi perché dimentichino la guerra, diceva, purtroppo è morta appunto sotto
sotto i bombardamenti. Allora, vediamo ancora altre notizie. Vediamo da Liverpool, auto sui tifosi a Liverpool durante la parata dei Reds. Diversi feriti, si indaga sulla matrice dell'atto. Ancora, sempre il giornale Il Piccolo, sport e business, il forum a Trieste tra campionesse, mare e terza età. Le discipline acquatiche al centro dell'anteprima della rassegna, veri e propri miti saranno protagoniste assieme agli amatori. Ancora per le pagine dell'Istria, Quarnero e Dalmazia, settore vitivinicolo, gli ettari disponibili scesi a quota 2800. Rossi, presidente dell'associazione Vinistra, lancia l'allarme, ogni anno si perde oltre il 2% delle superfici, i diversi nodi. Collegamenti marittimi, l'offerta in vetrina a Milano, le tratte operative con l'Italia. C'è anche il catamarano da Trieste in direzione di Rovigno Parenzo e Lussimpiccolo. Incendio sull'isola di San Sego, cause sotto la lente della polizia. Dodik ci prova, minerali in cambio della sovranità, le tensioni in Bosnia, il leader della Repubblica Srpska pronti a esplorare una partnership strategica, dice. Andiamo ancora avanti, sempre nelle pagine dell'economia, sempre sul Piccolo, dicevo, Banca Generali valuta l'OPS di Mediobanca, servono garanzie su persone e metodo. Torna BTP Italia, il titolo di Stato anti-inflazione, tasso all'1,85%. Save cresce cresce per quanto riguarda gli aeroporti di Venezia e Treviso del 2024, i ricavi a 255 milioni e 1,5 miliardi di PIL. Purificare l'aria con le tende, a Gorizia il brevetto Bandalux, l'azienda spagnola ha un sito produttivo a Romans di Sonzo che sforna 120.000 pezzi l'anno. Il nuovo modello sfrutta gli ossidi minerali e la luce solare per trasformare lo smog in umidità. Una bella azienda tecnologica. Poi ancora qui vediamo appunto la pagina di Gorizia che oltre alla notizia sui giovani riporta una preziosa lettera di Jacob Morpurgo recuperata in rete dai carabinieri. L'introvabile manoscritto di una famiglia ebraica goriziana è stato restituito alla comunità israelitica di Padova. Questa è stata l'operazione dei carabinieri. E qui vediamo a Palazzo Atems che raddoppia dal 27 giugno. Voi siete qui. Accanto alla mostra di Music, a breve ci sarà un'altra esposizione curata dal personale Airpac. Desideriamo raccontare il territorio tramite le collezioni dei musei provinciali. Qui vediamo il dipinto simbolo, sarà l'autoritratto di Giuseppe Tomins con il fratello che vediamo appunto in questa fotografia. Allora, la scritta Nash Tito finisce nel mirino di Fratelli d'Italia, un atto provocatorio. Per l'episodio era stato denunciato un 50enne. Ancora a Sant'Andrea, farmacia da trasferire, l'SKGZ è contrario. Monfalcone, via lavori a luglio, il Bonezzi, il teatro rinnovato pronto a settembre, cantiere fino ad agosto in occasione della chiusura estiva. Si interverrà pure su acustica, consumi green e sicurezza, il piano di riqualificazione del teatro di Monfalcone. Il comune, sempre di Monfalcone, rilancia da quota 12 il parco della memoria. Fasan con la senatrice Tubetti alla cerimonia allerta in ricordo dei caduti della Terza Armata. Mutuo soccorso, il tris di Poiani e lui a capo del nuovo direttivo. Giro di permessi fasulli, scatta la prescrizione. Il caso dei documenti di soggiorno legati ad assunzioni fittizie, erano 11 gli imputati, chiuso il filone per falso immigrazione clandestina. Dell'accusa di associazione a delinquere si discuterà nel 2026. E poi ieri il confronto fra il comune e i carabinieri, tra comune e Arma, una collaborazione modello per altre città. La scuola Brumati invece a Ronchi, via libera al piano da 1,35 milioni, ora l'iter della gara. Torniamo nelle pagine di Trieste, Popoli e Convivenza, il premio Tomizza al professor Elvio Guagnini che sarà premiato giovedì all'NH Hotel per questa iniziativa, questo riconoscimento del Lions Club Trieste Europa. Il miglior segnalibro, Dalla fantasia di colori, ideato da Daphne Viola, la bambina di 10 anni della scuola
primaria Suvic vince il concorso della rivista Andersen, riceverà dei libri più 500 copie del suo disegno, e qui vediamo la bambina alle prese con i colori per realizzare il suo segnalibro. L'appello al governo, mozione in commissione, stop animali nei circhi. Ancora andiamo alle pagine dei comuni vicini della provincia di Trieste, gli stalli a pagamento di Sistiana, targhe dei residenti sconosciute, il bando vinto dalla Movea Servizi di Nocera. Inizia la sosta con parcometri in Baia e al porticciolo di Duino, ma lo sconto per chi è di Duino Aurisina non funziona. Il sindaco, problema informatico. Vedremo insomma come sarà risolto questo problema, perché sicuramente non mancheranno le proteste per questo disservizio. Infiorata 2025, già 33 iscrizioni. La novità della rassegna che colora Opicina, vestire a festa anche aiuole e spartitraffico. Si punta al record di partecipanti. Qui vediamo una delle composizioni floreali che decorano le abitazioni di Opicina. La casa di riposo di Muggia, 7 casi sospetti di scabbia, profilassi e niente visite. Nella struttura di Salita Ubaldini, sospetti casi di scabbia alla casa di riposo di Muggia, 7 possibili contagiati, tutti ospiti della struttura di Salita Ubaldini. Come da indicazione del Dipartimento di Prevenzione Asugi è stata attivata la procedura per la profilassi. Al fine di garantire la tutela della salute, le visite dei parenti ai propri congiunti sono state temporaneamente sospese. Restiamo a Muggia, sagre e feste tradizionali, contributi regionali fino al 100% delle spese. Questo è il nuovo regolamento. Noi ieri avevamo ospite il sindaco di Muggia, Paolo Polidori, che ci ha parlato del problema del traffico all'ingresso della città per i lavori sul ponte sul Rio Ospo, lavori dell'EDR che sono già iniziati e che stanno creando però una sorta di traffico impazzito. Così si è espresso il sindaco Paolo Polidori, che ieri abbiamo intervistato proprio all'interno di Sveglia Trieste, poi andando sul posto a vedere appunto di quale zona parlava. Non so se è possibile rivedere insieme il nostro servizio appunto su questo problema di traffico e sulle possibili soluzioni che ieri ci ha anticipato il sindaco Polidori. Vediamo. Sull'Ospo c'è da dire che l'EDR, cioè l'ente di decentramento regionale, con Acegas che sta facendo i lavori, stanno infrastrutturando, stanno cambiando delle tubazioni molto importanti per l'acqua, quindi il rifornimento di acqua per Muggia è sicuramente una cosa importante. Quindi stanno scavando, hanno messo un semaforo che rende senso unico alternato, tra l'altro dove è permesso soltanto il passaggio di mezzi di soccorso o di autobus, ma c'è una viabilità che sta un po' impazzendo soprattutto in certi momenti della giornata, quindi anche stamattina per venire a Tele 4 ho dovuto fare il giro arrivando fino a Vignano. Poi ho pensato di interessare il prefetto la possibilità di aprire quella bretella che da strada di Farnei arriva sulla rampa discendente della grande viabilità, praticamente dove c'è il blocco della polizia per il controllo dei confini sulla rotta balcanica. C'è stata la costituzione del comitato sulla viabilità che l'abbiamo fatto venerdì scorso. Purtroppo devo dire che la polizia stradale non ha voluto concedere questa apertura per questioni di sicurezza. Siccome però c'era anche l'EDR lì che sta facendo i lavori, sono riuscito a strappare la promessa che i lavori di questo lotto di chiusura del ponte a intermittenza dovrebbero arrivare fino al 28 giugno. Mi hanno promesso che dovrebbero farcela entro la prima metà di giugno, quindi 2 settimane prima. Manderò una lettera sia all'EDR che all'ANAS, cioè 2 enti che hanno determinate strade, no? E quindi tra l'altro l'ANAS sta facendo manutenzione all'uscita della galleria verso Raboiese sulla grande viabilità, quindi anche lì le macchine devono scendere, uscire, impegnare la rotatoria sulla strada delle Saline e risalire. Quindi è tutta una viabilità impazzita, ma non è possibile e io non permetterò più che ANAS ed EDR possano iniziare cantieri dando l'ordinanza il giorno prima, il venerdì pomeriggio per il lunedì mattina, senza avere un coordinamento, senza passare prima dal Comune di Muggia.
Allora, queste le ultime appunto sulla viabilità a Muggia. Ancora qualche notizia dal giornale, dal comitato cielo aperto 30.000 euro ai reparti di oncologia ed ematologia dell'ospedale Maggiore, un tesoretto da 30.000 euro da destinare ai reparti appunto di oncologia e ematologia, sicuramente preziosissimi come contributo. Ritorna il torneo Città di Muggia, andiamo rapidamente a vedere la pagina delle culture. Letteratura per l'infanzia, Otto Spino, l'ambiente da salvare, e sabato alla libreria Lovat sarà presentata l'ultima fiaba verde di Nicoletta Costa. Ciò che emerge è l'amicizia che va oltre il risvolto ambientale del nuovo libro. Qui vediamo la disegnatrice Otto Spino e la tartaruga da salvare. Qui vediamo questo libro. Chiude a quota 2.800 presenze il terzo Festival dell'Acqua a Staranzano, questo il bilancio. Musica Umberto Tozzi a Rossetti con l'ultima Notte Rosa a 50 anni e 50 anni di successi. Stasera approda a Trieste il tour finale del cantautore, in scaletta brani come Ti amo, Gloria e Stella Stai, insomma tanti i successi molto famosi del cantautore italiano. Grazie a Sofocle, poeta tragico, capiamo meglio gli uomini, la 60ª stagione del Teatro Greco di Siracusa, sempre nelle pagine della Cultura troviamo il live a Bibbione, poco oltre il confine regionale. Vasco c'è, il grande ritorno del comandante. Ieri l'anteprima, stasera la data zero del tour davanti ai 30.000 fan. Ancora vediamo sempre nel piccolo la pagina dello sport, la luce riaccesa, il gioco insomma il gioco nel titolo riguardante anche il doppio blackout dell'ultima partita a Trieste. Brooks è tornato a esprimersi ai migliori livelli, il KO con Brescia ci proietta già alla prossima stagione. Ancora Serie A2 femminile, Futurosa confermato coach Mura, costruiamo un percorso solido. Prossimo obiettivo normalmente scudetto, palla di cristallo di Giovanni Marzini, e poi Rocco d'Argento. Nel girone A solo il Vicenza ha avuto un'affluenza migliore, considerando l'intero campionato la Triestina è nella top 10. Allora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, fra poco sarà con noi l'assessore comunale alla sicurezza e alla polizia locale Caterina De Gavardo. Bentornati in diretta. Allora, buongiorno all'assessore Caterina De Gavardo. Buongiorno Laura e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Grazie di essere qui con noi questa mattina. Allora, stavamo commentando così anche fuori onda le varie notizie che ci sono anche sui giornali quest'oggi, a cominciare dal lavoro della polizia locale, che ha cominciato questo servizio H24, no? Ampiamente annunciato, ne abbiamo parlato anche noi più volte. Ci sono anche i primi riscontri, insomma, in 4 notti 11 interventi per la sicurezza stradale, ma non solo, no? Quindi... Sì, è un cambiamento davvero epocale, direi, per la polizia locale, che non smetterò mai di ringraziare per lo spirito di servizio che ha sempre nei confronti della città, ma un cambiamento epocale anche per la città, perché questo lavoro anche di notte della polizia locale va chiaramente ad avere un suo peso in generale sulla gestione notturna della nostra città. Il lavoro della polizia locale di notte è concentrato sul tutto quello che riguarda la viabilità, il rilevamento degli incidenti, passi carrai ad esempio occupati e da liberare, o ci sono stati la scorsa settimana alcuni episodi di sversamenti di sostanze oleose in carreggiata, quindi hanno fatto degli interventi di viabilità, lasciando quindi in qualche modo libere le pattuglie delle altre forze dell'ordine per fare tutti quelli servizi di ordine e sicurezza pubblica che magari prima in qualche modo si sormontavano anche con attività di viabilità, perché la polizia locale non c'era. Per cui è sicuramente un momento importante e un aiuto che la polizia locale ha messo in campo per un miglior controllo del territorio. Allora, sentiamo la prima telefonata. Buongiorno, chi è in linea con noi?
Buona giornata, splendide mamme, ognuna bravissima nel proprio lavoro, da Claudio Visentini. Buongiorno Claudio, buongiorno. Buongiorno a tutte e due. Dottoressa Laura, ho avuto l'onore, assieme a mia moglie, di partecipare in RAI con l'assessore Caterina De Gavardo, assieme all'ottimo comandante veramente Walter Milocchi, persona straordinaria, ad una trasmissione per divulgare la sicurezza stradale, che lei sa, dottoressa Laura, quanto ci teniamo. Tema centrale, assolutamente, è vero. Ecco, assolutamente sì, e come gli agenti meritoriamente portano nelle scuole agli studenti che saranno i prossimi guidatori di domani. Vedo già Luca sfrecciare su una Ferrari. Vedremo. Vedremo. Ma oggi anche in Formula 1 l'età si è abbassata, visto con Antonelli. Comunque, vero. Mi compiaccio con l'assessore, come il recente concorso per nuovi agenti. Il recente, e su Tele4 lo abbiamo visto, è stato assunto Conan, uno splendido quattro zampe che ha già portato risultati, come diceva lei, anche le pattuglie di notte. Cambiano i tempi e cambia la polizia locale per la sicurezza di tutti noi cittadini. Infine, non meno importante, il progetto Rioni Sicuri. Che dire, onore al merito della presente assessore e al comandante Milocchi, a tutto il corpo della polizia locale. Ho scritto. È interessante, dottoressa Laura. Un giorno in Piazza dell'Unità ho incontrato un ex collega di lavoro in regione, io magnificando il lavoro della presente assessore, e lui sorridendo mi dice: speriamo non faccia danni. Tranquillo Paolo De Gavardo, sua figlia è bravissima. Grazie Claudio, grazie, un abbraccio. Beh, insomma, l'atteggiamento del papà, no? Mio papà era preoccupato, speriamo che adesso insomma sia orgoglioso dell'attività. Sicuramente lo sarà, insomma, insomma, i genitori sono sempre un pochino preoccupati, no? per i propri figli. Mi ha fatto diventare rosso, signor Claudio. Poi ha toccato tutti i temi di cui volevamo di attualità. Effetti, allora, se posso, Laura, comincerei a illustrare. Quindi, mi ha rubato le domande, Claudio. Sicurezza stradale, l'ha menzionata il signor Claudio Visentini, è un tema a cui veramente tengo tantissimo. Sono oltre 6.000 ragazzi che la polizia locale incontra ogni anno e fa un lavoro di prevenzione veramente importante a cui noi teniamo tantissimo. Ci sarà occasione anche il prossimo weekend di parlare di educazione stradale, perché la polizia locale sarà presente nell'evento ACI che si sta organizzando per il prossimo weekend in Piazza Unità con un suo gazebo per parlare ancora una volta di questi fondamentali temi. Magari sarà occasione per incontrare anche qualche persona adulta, perché sappiamo che i ragazzi ormai hanno ben consapevolezza dell'attenzione che bisogna avere quando ci si mette alla guida, mentre magari noi adulti che abbiamo fatto la patente un po' di anni fa siamo un po' più superficiali e convinti di sapere già tutto, per cui in quell'occasione lì ci sarà la possibilità di parlare di questi fondamentali temi. Gazebo in Piazza Unità venerdì pomeriggio, sabato e domenica. Benissimo, questi gli appuntamenti, sicuramente noi seguiremo questi eventi, abbiamo sempre fatto, insomma sono sempre molto preziosi proprio per prendere contatto con le varie prescrizioni proprio per guidare sicuri, quindi è importantissimo assolutamente. Ci sono tanti altri temi di cui ha parlato il nostro Claudio Visentini, ma sentiamo subito la telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, vorrei parlare con la signora De Gavardo. È qui che l'ascolta, buongiorno. Buongiorno, allora vorrei fare una segnalazione molto pesante, perché qui a Roiano presto saranno finite le scuole, però hanno già cominciato con sabato, perché io ho avuto un episodio di bullismo di ragazzi che vanno a chiedere soldi, i famosi ragazzi che erano anche l'altro anno. Allora chiediamo per cortesia, l'estate sarà lunga e molto calda, di fare molta attenzione perché questi ragazzi sono pericolosi.
di tenerli d'occhio, ma molto d'occhio, specialmente dentro nella stock, dove che c'è il nuovo asilo che verrà possibilmente fatto, e il giardino sotto il parcheggio nuovo, perché loro si rifugiano lì e sono tanto pericolosi. Ti chiedono i soldi, ti chiedono sigarette e se non li dai hai un brutto episodio. Allora da tenere presente, perché prima che caschi qualcosa di più brutto, da provvedere il più presto possibile. Grazie della segnalazione signora, grazie, buona giornata. Allora, questo è un fenomeno che ritorna, ci segnala. Sì, c'era già stato un caso, ci sono già stati dei casi simili, credo proprio all'inizio dell'anno scolastico, quindi settembre-ottobre, e avevamo avuto anche un incontro in circoscrizione su questi temi assieme anche alle altre forze dell'ordine e ai servizi sociali. Però colgo l'occasione per dire che proprio questa sera alle 20 sarò con la polizia locale e con altre forze dell'ordine in terza circoscrizione per parlare anche di questa situazione che qualcuno mi ha già evidenziato, per cui vogliamo in qualche modo bloccarla prima che cresca, che diventi un problema serio. Invito però tutti a denunciare. Nella maggior parte dei casi si tratta di minori, però insomma, le segnalazioni alle forze dell'ordine sono essenziali anche per poi avere più elementi per ricostruire, per fare delle indagini, per cui segnalate, e questa sera sicuramente ne parleremo con la circoscrizione che ribadisco mi ha già segnalato questi fenomeni, in particolare il consigliere Bolelli e il consigliere Tramontini di Fratelli d'Italia, e quindi sarò ben lieta di essere presente con la polizia locale per raccogliere le informazioni. Un'altra telefonata subito, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Livio. Livio, buongiorno. Buongiorno, volevo chiedere all'assessore il mistero del senso vietato di via Bonomea. È l'unico senso vietato che viene infranto anche da tedeschi, francesi, è come se tutta l'Europa sapesse che il senso unico di via Bonomea non funziona. E allora volevo una curiosità che volevo sapere il perché. Capito, grazie Livio, che evidentemente che è una delle strade più belle del mondo, infatti, e quindi tutti vogliono percorrerla in discesa e in salita per vedere meglio il panorama. Beh, veramente credo sia una delle strade più belle che ci sono nella nostra città, e credo che il senso unico sia legato al ponte che c'è in via Bonomea, e quindi proprio per quel motivo là ci sia stato istituito questo senso unico. I temi però legati a strutturazioni temi di urbanizzazione, come può essere l'istituzione di un senso unico, sono temi che afferiscono all'urbanistica. Poi sta nella polizia locale controllare che ovviamente i sensi unici vengano rispettati. Io so che la pattuglia di Opicina, che ha competenza anche su tutte le discese a mare, spesso almeno una volta al giorno si fa via Commerciale, via Bonomea, Scala Santa, per controllare anche la viabilità in quelle aree là. La pattuglia di Opicina, ricordo, fa parte del distretto di Opicina, che è a fianco al centro civico in via Doberdò, e ha competenza su tutti i temi che riguardano l'altipiano, più appunto le discese verso il mare. Quindi se ci sono anche segnalazioni anche di questo tipo da fare, loro sono a disposizione della cittadinanza tutte le mattine. Benissimo, grazie allora anche di questo chiarimento. È vero, stavo vedendo un po' le immagini insomma di via Bonomea, e è chiaro che la vista che si può godere da quella strada insomma è meravigliosa. Allora abbiamo un'altra telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Gino, buongiorno. Volevo evidenziare un aspetto. Noi abbiamo la strada di Fiume e via Brigata Casale, che sono strade cittadine. Sì. Bene, l'incrocio fra le due è diventato pericolosissimo. In più, uno che volesse raggiungere a piedi Catinara, quindi l'ospedale,
non ha nessuna possibilità di attraversare la strada su strisce pedonali e quindi in sicurezza. E lì bisognerebbe fare un ragionamento. Per me lì quell'incrocio dovrebbe essere amministrato da sistemi semaforici, perché lì ci passa il bus e ogni volta che io lo frequento quel bus, il povero autista è veramente in una situazione veramente di buttare la moneta, perché arrivano a velocità sostenuta dalla Brigata Casale, che è una strada che insomma spinge alla velocità, e però la visibilità non è proprio di quelle più belle, e anche tutto il meccanismo dell'incrocio è tutto disassato. Bisognerebbe fare un ragionamento. Grazie e buongiorno. Grazie Gino, buona giornata. Credo si riferisse a questo incrocio, no? Se non mi sbaglio, adesso possiamo anche vederlo, eccolo qui. È questo quello a cui si riferiva, credo, no? Sì, diciamo che comunque Strada di Fiume è una delle strade dove c'è una maggiore incidenza di incidenti stradali, appunto, sì. E anche questo, la realizzazione di un impianto semaforico oppure un cambiamento sulla viabilità sono temi che afferiscono all'urbanistica. Esistono però dei tavoli tecnici che si svolgono costantemente tra polizia locale e urbanistica e tecnici dell'urbanistica, in cui la polizia locale porta eventuali casi da tenere in considerazione, da valutare per cambiamenti o per approfondimenti, e segnalerò alla polizia locale di portare anche questo caso qui al tavolo tecnico. Benissimo, tornando alla questione sicurezza, Assessore, si parlava prima appunto di una riunione con la circoscrizione. Come sta andando l'applicazione, diciamo, del sistema di sicurezza per quanto riguarda i rioni? Noi abbiamo ascoltato molto la cittadinanza negli ultimi mesi e anche le richieste di maggior presenza fisica, e abbiamo cercato di valutare con le nostre risorse umane, che non sono infinite, cosa si poteva fare per essere più presenti a piedi nei rioni della nostra città. Purtroppo è impossibile per noi, per la polizia locale, con le risorse umane che abbiamo in questo momento, fare un servizio appiedato in tutte le zone della città, certo. Perché chiaramente ognuno di noi vorrebbe avere un punto di riferimento nella propria via, nel proprio rione, nella propria strada. Quindi abbiamo fatto un'analisi dei rioni da cui avevamo ricevuto maggiori segnalazioni, maggiori richieste, e abbiamo inventato un progetto che abbiamo chiamato Progetto Rioni Sicuri, che prevede la presenza del nostro ufficio mobile in modo molto organizzato, alcune mattine a settimana, proprio per essere un contatto con la cittadinanza, per raccogliere segnalazioni, ma anche per dare informazioni. Domani, ad esempio, saremo a partire dalle 9:30 fino alle 11 a Borgo San Sergio, in zona Mercato, e dalle 11:30 alle 13 a Valmaura, davanti al Grezzar. E il sabato invece, al momento, siamo la mattina presto, quindi dalle 9:30 alle 11 sul piazzale di San Giacomo, e dalle 11:30 alle 13 vicino a Piazzale Rosmini, quindi a San Vito. Queste sono delle postazioni che appunto sono frutto di un'analisi del territorio e delle richieste della cittadinanza. Abbiamo organizzato questo servizio in modo continuativo per un mese, anche per dare la possibilità alla cittadinanza di imparare gli orari e capire dove eravamo esattamente, per poter far riferimento appunto alla polizia locale a piedi, in mezzo alla gente, nelle piazze della nostra città. E alla conclusione di questo primo mese di attività faremo le nostre valutazioni. Se sarà opportuno continueremo in queste location, se non sarà opportuno, se questo servizio lo vedremo in qualche modo concluso, esaurito, valuteremo altri rioni della città. Prima la signora citava Roiano sicuramente è uno di quei rioni che il prossimo mese terremo sicuramente in considerazione per spostare lì il nostro presidio mattutino. Chiedo ai cittadini di fare veramente riferimento a questo presidio, e chiedo anche ai ragazzi di fare riferimento a questo presidio, perché il sabato l'abbiamo fatto anche per coinvolgere
i giovani, per coinvolgere chi magari durante la settimana lavora o va a scuola, e mi piacerebbe ricevere qualche suggerimento, qualche segnalazione anche dai ragazzi più giovani che forse vedono la città o hanno comunque delle esigenze, delle problematiche diverse da quelle degli adulti. Fra l'altro poi commenteremo anche questa indagine demografica, no, che ci vede al quarto posto nella classifica del Sole 24 Ore per gli under 35, no, per i giovani, quindi insomma, una bella classifica che vede poi Gorizia al primo posto, però insomma anche Trieste non se la cava male. No? Ecco, a proposito di giovani, volevo ricordare a tutti che noi abbiamo in piedi il nostro bando di concorso per entrare in polizia locale. Perché bisogna essere giovani, no? Sì, fino ai 35 anni? Sì, non compiuti, cioè, quindi bisogna avere meno di 35 anni, e il bando scade l'11 giugno e quindi io invito i nostri ragazzi a partecipare al concorso, a studiare un pochino, perché ci sono 2 prove, una scritta e una orale, poi una prova di fisica in cui viene richiesto di correre, insomma di fare un po' di attività fisica. Entrare nel corpo di polizia locale credo sia una possibilità importante per un ragazzo, una possibilità anche di crescita umana e professionale. E prima il signor Visintin citava il comandante Walter Milocchi. Sì. Ecco, io devo essere sincera, lavoro ormai come assessore alla sicurezza da 2 anni, ho trovato una struttura veramente molto ben organizzata, molto ben strutturata, che dà la possibilità agli operatori di individuare la propria strada, di esprimere anche le proprie competenze particolari. Ognuno di noi ha degli indirizzi a cui piacerebbe puntare. Dentro la polizia locale ci sono tantissimi nuclei che danno la possibilità alle varie persone di esprimere le proprie capacità al meglio. C'è il nucleo di polizia edilizia, quello di polizia commerciale, c'è chi si occupa di degrado urbano, insomma ci sono tantissime possibilità di crescita, e poi si lavora per la propria città, si lavora a servizio del cittadino. Credo sia veramente un lavoro molto bello, molto motivante, molto vario, che potrebbe dare grandi soddisfazioni ai nostri ragazzi. Allora, fra l'altro c'è stato anche ci sono stati gli Open Day, no? Quindi, sì, ci sono stati gli Open Day, si sono appena conclusi, ieri era l'ultima giornata e c'è stato un buon afflusso di partecipanti durante questi Open Day, che abbiamo fatto proprio per far capire che cosa significa polizia locale, perché una volta uno aveva in mente il vigile che si occupava quasi esclusivamente di viabilità. Oggi la polizia locale ha fatto veramente un passo avanti importante, e basti ricordare tutti i servizi congiunti che la polizia locale fa anche con le altre forze dell'ordine. Nel 2024 abbiamo fatto 50 controlli interforze, chiaramente non tutti i nuclei di polizia locale, quelli che hanno delle capacità diverse, delle professionalità in tema di antidegrado, hanno potuto partecipare a questi controlli interforze con le altre forze dell'ordine, e dall'inizio dell'anno, quindi diciamo da gennaio ad oggi, ne abbiamo già fatti una 60, per cui è un lavoro molto, molto motivante, in evoluzione, che secondo me potrebbe piacere a tantissimi dei nostri ragazzi. Allora, c'è una telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno. Volevo fare una segnalazione all'assessore. Prego. Si tratta di isole ecologiche. Tra via San Pasquale e Scalabonghi non c'è nessuna isola ecologica. Tra invece Scalabonghi e via dell'Ermo ce ne sono ben 5, di cui la prima, al numero 17, a 1,5 metri dalla cucina. Adesso, con l'avvento della bella stagione, pensi lei con piccioni, pantigane, in che situazione si trovano le persone che abitano in quella casa. Sulla via d'Angeli, vero? Via d'Angeli, all'altezza del numero 17. Io spero che con la polizia ambientale, se va a fare una piccola ricognizione, vedere in che situazione si trovano quelle persone che abitano proprio a 2 metri da questa isola. Siccome il regolamento prevede la distanza di 300 metri, basterebbe spostare quell'isola pedonale
tra Scalabonghi e via San Pasquale, o se no far fare 4 passi in più alle persone in modo da liberare le persone che abitano in quella casa dove continuamente arrivano, specialmente nel periodo caldo, piccioni, panticane, di tutto. Un po' di tutto. Io la ringrazio e so che la polizia ambientale può fare questo intervento. Lasci il suo contatto alla centralinista, così poi magari ci mettiamo in contatto e le dico anche a chi segnalare esattamente questo tipo di situazione, che non è proprio competenza della polizia locale, ma come ha detto giustamente lei. No, pensavo che fosse la polizia ambientale che poteva fare un intervento, visto che riguarda l'ecologia. Io provo a coinvolgerli, lei lasci pure il suo contatto, che poi ci aggiorniamo più tardi. Ok, grazie. Buona giornata. Grazie, buona giornata. Questo è un problema che ritorna, diciamo, di stagione in stagione. Il signore non è la prima volta che telefona, in effetti, per questa isola ecologica in via d'Angeli. Allora, ora ci colleghiamo con Bernardo Gulotta, che vedo pronto da un cantiere, presumo, da un cantiere di qualche opera pubblica. Così, Bernardo, buongiorno e a te la linea. Buongiorno Laura, buongiorno all'assessore De Gavardo e a tutti i telespettatori. Dici bene, siamo a Passeggio Sant'Andrea, Villa Giconsta, davanti al quale è in costruzione già da febbraio quella che sarà la scuola provvisoria che ospiterà gli asili Semi di Mela e La Nuvola. Da settembre 80 bambini faranno infatti lezione all'interno di questo grande prefabbricato che vedete alla mia destra, con le immagini di Guido Indri con me questa mattina in troupe esterna, della Villa Giconsta che se guardiamo solo la villa ha vissuto di diverse trattative, diversi momenti in cui è stata messa all'interno del piano delle alienazioni del Comune di Trieste, poi non si è trovato un modo per valorizzarla a dovere, ma intanto tutto il piazzale antistante alla villa è stato idoneo, è stato giudicato idoneo proprio per la costruzione di questa scuola provvisoria, che permette dunque agli istituti, diciamo, originari di poter essere mantenuti, o meglio ristrutturati per le necessità che il Comune di Trieste ha ravvisato, in particolare questioni di sicurezza degli edifici. E quindi da settembre i piccoli dei nidi Semi di Mela e La Nuvola saranno ospitati in questa grande struttura che è in costruzione, partita come detto a febbraio. Ci sono stati alcuni rallentamenti, ma come vedete gli operai sono a lavoro, il cantiere è in piena attività, ed è una delle operazioni del municipio che in qualche modo sposta degli studenti, permettendo la manutenzione degli edifici, come abbiamo già visto anche con gli studenti della media Guido Corsi, che è ancora oggetto la scuola corsi di lavorazioni, che sono stati poi spostati al Molo Quarto. Sempre al Molo Quarto resterà una scuola contenitore, fra virgolette, per altri studenti, proprio per la necessità che il Comune ha verificato, quella di dover intervenire su diversi istituti scolastici. Alcuni di questi poi sono anche finanziati con fondi PNRR, quindi hanno delle scadenze piuttosto vicine nel tempo. Questa motivazione ha spinto infatti ad accelerare sugli spostamenti e su questi trasferimenti. Alcuni sono stati anche accompagnati da richieste da parte dei genitori. Abbiamo seguito la vicenda della Sauro Spaccini con la richiesta dei genitori di uno scuolabus, il cosiddetto Saurobus, che sembra quasi più il nome di un dinosauro, ma in realtà era semplicemente il trasferimento degli studenti, che poi ha visto alcune anche perplessità legate a degli orari, ma insomma questa è un'altra situazione più organizzativa. Invece quella che vediamo in questo momento, con questo primo collegamento, è molto più operativa, o meglio cantiere in piena attività, per presentare una struttura molto grande. Magari dopo facciamo vedere anche uno scorcio da un altro punto di vista, e che, come detto, servirà per intervenire poi negli istituti scolastici che hanno bisogno di manutenzioni, ripeto, in particolare per questioni di staticità
staticità, sicurezza, antincendio e norme da rispettare ovviamente per la tutela dei più piccoli, ma ovviamente anche di tutto il personale che lavora all'interno delle scuole triestine. Per adesso è tutto, Laura, vi restituisco la linea. Grazie Bernardo Gulotta. Allora noi riprendiamo la linea, però dobbiamo andare in pubblicità, poi ci rivediamo subito dopo ancora in compagnia dell'assessore De Gavardo. A fra poco. Bentornati in diretta, 8:37 del mattino. Allora siamo in compagnia dell'assessore De Gavardo e torniamo velocemente dal nostro Bernardo Gulotta, che si trova ancora dalle parti, insomma, di Villa Agiconsta, e vediamo che cosa ci racconta appunto dall'esterno dall'esterno della villa e della costruzione della scuola provvisoria che si sta realizzando, come avete visto nel collegamento precedente. A te la linea nuovamente, Bernardo. Sì, grazie Laura, molto rapidamente per darvi un altro punto di osservazione, quello diciamo di Passeggio Sant'Andrea, anche la grandezza, la mole di questa struttura che adesso vi facciamo vedere con le immagini di Guido Indri, che come abbiamo detto ospiterà circa un'ottantina di bambini tra i 3 e i 36 mesi, oltre a più o meno una ventina di unità del personale scolastico. La sistemazione, come abbiamo detto, è provvisoria per permettere ai nidi d'infanzia Semi di Mele e La Nuvola di via Paolo Veronesi di essere oggetto di lavori di manutenzione sui quali il Comune aveva investito oltre 3 milioni di euro. I prefabbricati invece che vedete, che hanno cominciato a essere allestiti a febbraio, saranno conclusi chiaramente entro settembre, mese in cui entreranno proprio i piccoli fruitori di questo nuovo asilo provvisorio. Un costo per il Comune di oltre 800.000 euro necessari, come detto, per garantire per circa 2 anni la fruizione dei piccoli futuri inquilini di questi spazi. Come abbiamo detto, ci sono diverse questioni in piedi quando si parla di scuole a Trieste, fra fondi comunali PNRR, e in molte occasioni la necessità è quella di trasferire gli studenti altrove perché i lavori in contemporanea con la didattica non sono sempre possibili. Vi restituisco la linea. Grazie Bernardo Gulotta. Allora abbiamo visto anche la prospettiva appunto da Passeggio Sant'Andrea. Allora torniamo ai temi sempre della sicurezza, Assessore, perché comincia la bella stagione, insomma il tempo è stato un po' incerto finora, però adesso sembra che si metterà al bello e naturalmente tutti i triestini andranno a Barcola, no? Come ogni anno. Cosa si sta preparando proprio per i controlli che già erano stati attuati nelle passate stagioni su Barcola? Barcola è stato uno sorvegliato speciale nelle ultime 2 estati e abbiamo deciso di non coinvolgerlo in questo progetto Rioni Sicuri perché su Barcola abbiamo già un modus operandi che ha avuto ottimi risultati nelle scorse 2 stagioni estive. Era stato proprio sulla base di segnalazioni ricevute e dalla cittadinanza e da alcuni consiglieri comunali, penso al consigliere Cinque Palmi di Fratelli d'Italia e al consigliere Tremul di Fratelli d'Italia, che avevamo deciso di strutturare un controllo particolare sulle aree di Barcola. Barcola è un posto amatissimo dalla cittadinanza e deve essere un luogo sicuro per chiunque per andare al mare. C'erano invece stati purtroppo degli episodi di bullismo, di vandalismo, di degrado che non potevano e non dovevano più accadere. Abbiamo quindi deciso già 2 estati fa di strutturare un controllo approfondito che coinvolge il reparto motorizzato, quindi per il pronto intervento. Ricordo che Viale Miramare è in assoluto la strada del Comune di Trieste con il numero maggiore di incidenti stradali e che poi chiaramente creano tutta una serie di disagi a caduta sulla città, quindi un controllo da parte del pronto intervento del reparto motorizzato, ma anche un controllo a piedi da parte del nucleo interventi speciali, che sono quel nucleo, quelli 20 operatori della polizia locale che si occupano proprio di contrasto al degrado urbano e sicurezza urbana. Per cui anche quest'anno dalle 7:30 di mattina alle 7:30 di sera, ogni giorno, feriali e festivi compresi, attiveremo a partire da metà giugno questo tipo di controllo. Dico metà giugno perché appunto la stagione adesso sembra ancora un po' incerta, ma se dovesse scoppiare l'estate all'improvviso anticiperemo
faciliteremo l'entrata in servizio di questo controllo particolare. Benissimo, allora c'è una telefonata, poi però facciamo anche rivedere, riproponiamo la vignetta di Marco Inglaro sulle baby gang che è carina, non so se possiamo vederla, intanto sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno signora Bucarella, buongiorno a lei e l'assessore De Gavardo. Nivea. Buongiorno Nivea. Buongiorno Nivea. Buongiorno De Gavardo, lei lo sa che la stimo e ho una fiducia estrema nel suo assessorato. Però volevo dire una cosa, io appartengo alla terza circoscrizione e do la polizia locale su a Opicina in via Doberdò. È sempre un problema perché allora venendo giù da Opicina le macchine non possono svoltare a destra e la polizia locale naturalmente credo che non lo faccia, però ci sono dei cittadini che lo fanno, c'è un divieto di svolta a destra e questi lo fanno sempre. Negli anni ci sono stati parecchi incidenti, adesso le persone stanno un po' più attente ma non so il risultato. La circoscrizione terza è molto vasta, fa parte Barcola, Roiano, la via dei Baiardi è una strada, come diceva lei prima, che porta in città, come la via Bonomea, Vicolo Castagneto, mi aiuti assessore? Vicolo delle Rose? Sì, no, il Scala Santa, ecco, no? Però io ho sentito parlare che le circoscrizioni verranno aumentate. Non so se questo è vero o no, però per la terza circoscrizione penso che ci dovrebbe essere qualche cambiamento. Per esempio la polizia locale del Giardino Tomasini che venga in via dei Baiardi. Noi dei via dei Baiardi siamo abbandonati a noi stessi, è un disastro. Se ci sono delle intrusioni nelle case si fa passaparola, non è. Per esempio ci sono delle case che rasentano Villa Giulia, lì ci sono state intrusioni e anche cercare di entrare anche con delle persone che ci abitano dentro, sì. E noi ci sentiamo un po' abbandonati Capito, non dalla polizia locale ma da tutti, perché anche la strada, anche l'altro giorno ho chiamato, l'altra settimana, la polizia locale che ha chiamato l'addetto per tappare con quella specie di pece 2 grossi buchi che si erano formati nella strada e pericolosissimi perché in curva e in discesa per i mezzi a 2 ruote veramente. Allora non so, dovrebbero passarci o la polizia locale o i carabinieri che sono di questa circoscrizione con la stazione a Scorpola, sì. Qualcuno che controlli un po' queste cose, perché qui insomma, non queste vie che sono nessuno. Un po' complicate. Con tutto il mio rispetto e la mia ammirazione, a un momento, mi scusi assessore, a che ora vi trovate oggi su in circoscrizione in Gretta? Alle 20. Alle 20. Alle 20, un po' tardino, ho paura di lasciare la casa vuota, eccola. Vuota. Però grazie mille, la ringrazio. Grazie a lei Nivea, vabbè, magari può comunque insomma fare una capatina giù alla circoscrizione, no? Sì, oppure comunque segnalare tutto quello che succede alle forze dell'ordine, al 112, ma anche alla nostra sala operativa o anche al distretto di Opicina, perché più segnalazioni riceviamo, più facile è poi l'intervento. Chiederò comunque al distretto di via Doberdò di fare qualche passaggio in più anche via Bonomea. Questo ci porta anche il fatto di segnalare così alle varie, ai vari dispositivi per la sicurezza, no? Quindi ai vigili di quartiere, invece alla segnalazione delle irregolarità che possono esserci, quindi una sorta di controlli di vicinato. Come sta andando il dibattito? Il dibattito sta continuando e devo dire che come amministrazione comunale
comunale non abbiamo strumenti infiniti per occuparci di temi, perché in realtà ordine e sicurezza pubblica fanno capo a prefettura, questura, però sinceramente come amministrazione comunale cerchiamo veramente di mettere in campo ogni tipo di strumento possibile. Il progetto Rioni Sicuri è sicuramente un modo per stare più vicini alla cittadinanza. C'è in ballo anche questa discussione aperta sui controlli di vicinato, che non sono altro che una sicurezza diffusa, un passaparola tra le persone che hanno un punto di riferimento specifico a cui eventualmente andare a riportare le loro segnalazioni. Sul controllo di vicinato stiamo lavorando e cercheremo sicuramente di attuarlo anche in modo sperimentale. Anche qui ricordo l'iniziativa nasce da una mozione nelle circoscrizioni portata avanti da Vania e da Foligno, che sono due consiglieri circoscrizionali di Fratelli d'Italia. Loro, proprio ascoltando il territorio, hanno ricevuto questa richiesta da parte di cittadini che si offrivano per fare questo tipo di servizio per la collettività. Quindi, visto che c'è questa spinta dal basso da parte della popolazione, non vedo perché non utilizzare anche questo strumento, che secondo me può essere collaterale, aggiuntivo, per migliorare la sicurezza della nostra città. Siamo attivi anche sul tema della videosorveglianza, abbiamo parecchi progetti in piedi, lo stesso Giardino di Roiano, che è stato inaugurato qualche giorno fa, verrà dotato di videosorveglianza, che è un altro strumento che l'amministrazione cerca di mettere in campo per contrastare il degrado urbano. A questo proposito, se posso, faccio anche un accenno alla politica nazionale, perché è entrato in vigore da poche settimane il decreto legge sicurezza, che dovrebbe essere convertito in legge nel giro di qualche settimana, che aiuta anche il lavoro della polizia locale, perché per esempio sul tema delle occupazioni abusive delle case, che non è un tema così forte nella nostra città, però che va assolutamente tenuto sotto controllo, c'è e la polizia locale si è occupata più volte di questo tema, specialmente all'interno dei comprensori ATER, in collaborazione con ATER e in collaborazione qualche volta anche con Acegas, perché all'occupazione abusiva delle case veniva affiancato anche l'approvvigionamento, diciamo così, illegittimo di energia elettrica, attaccandosi magari a qualche altro contatore, non il proprio, e questo DL sicurezza agevola sicuramente la riassegnazione degli appartamenti al proprietario, velocizza moltissimo le operazioni della polizia, che sia polizia locale o in generale delle forze dell'ordine, nel liberare le case occupate, e introduce anche per la prima volta il reato di occupazione arbitraria, che è punibile con anche la reclusione da 2 a 7 anni. Questi sono passaggi importantissimi che il governo Meloni sta facendo anche a supporto dell'attività delle amministrazioni comunali. Sempre all'interno di questo decreto c'è un rafforzamento del tema DASPO, che viene assegnato, un altro di quei temi, di quegli argomenti che in qualche modo vengono assegnati anche ai compiti delle amministrazioni e della polizia locale, e prevede questo DL sicurezza che nelle zone delle stazioni ci sia un DASPO automatico, nel senso che in caso di illecito la polizia locale o le altre forze dell'ordine possono dare un DASPO automatico come se fosse in zona rossa, quindi senza fare una prima sanzione, aspettare che la persona eventualmente reiteri per fare una seconda sanzione. Capito. E poi valutare se dare o meno il DASPO. Ci può essere in zona stazione dei DASPI diretti esattamente come avveniva nelle zone rosse. Quindi diciamo che anche la politica nazionale sta aiutando le singole amministrazioni comunali ad essere più incisivi contro il degrado urbano. Benissimo, allora c'è una telefonata in arrivo. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno signora Bucarella, vorrei fare una domanda all'assessore De Gavardo. Prego. Buongiorno. Buongiorno, allora i proprietari di un condominio con giardini privati possono usare griglie a gas, e quali sono le norme da usare con i vicini? Vedi ad esempio gli odori di mangiare, eccolo. Capito. Si può dare una risposta, eccolo.
Grazie della domanda, insomma una domanda di convivenza. Sì, che sono comunque temi presidiati anche dalla polizia locale e in particolare credo dalla polizia ambientale. Io però bisogna chiaramente analizzare il caso specifico, quindi io le chiederei di lasciare il suo contatto e anche in segreteria alla centralinista, in modo tale che poi ci riaggiorniamo, ci sentiamo e lei mi spiega esattamente la situazione, io la indirizzo verso i tecnici di polizia locale che approfondiscono appunto questa materia e ne sanno sicuramente molto più di me. Perché credo poi intervenga sia appunto il regolamento della polizia locale sia anche i regolamenti magari condominiale, dei condomini, no? Certo. Che però ci sia una combinazione. No? Esattamente, però ci sono temi che riguardano per esempio la canna fumaria, che può essere un argomento simile, parallelo a questo, che riguardano sicuramente la polizia locale, ma il nucleo polizia ambientale, ma anche il nucleo polizia edilizia. A seconda del caso specifico cerchiamo di trovare e di dare la risposta giusta al telespettatore. Si parlava prima, Assessore, di videosorveglianza e mi viene in mente anche la videosorveglianza sugli autobus che è stata così messa in atto già da tempo, ma c'è anche questa convenzione, no, per le guardie giurate sugli autobus. Continuerà questa convenzione? Sarà continuata? Insomma, sì, allora la videosorveglianza sugli autobus, questo voglio dirlo e ringrazio Trieste Trasporti, è fondamentale e utilissima. Siamo una delle poche città in cui gli autobus sono dotati di dashcam, girano tutto il territorio cittadino e quindi forniscono delle immagini che sono fondamentali e utilissime in tantissime indagini. Sì, abbiamo rinnovato la convenzione con Trieste Trasporti per la presenza di servizi di sicurezza sussidiaria all'interno degli autobus. Il progetto è nato più o meno a settembre del 2024, c'è stato un importante contributo della Regione Friuli Venezia Giulia dato al Comune di Trieste, che poi attraverso appunto il Dipartimento di Polizia Locale ha firmato una convenzione con chi si occupa di trasporto pubblico nella nostra città, quindi Trieste Trasporti, per supportare e dare dei contributi, supportare economicamente questa presenza di guardie giurate all'interno degli autobus della nostra città. È stata poi Trieste Trasporti che ha fatto le sue valutazioni su quali autobus utilizzare questo tipo di servizio e credo che i risultati siano stati anche molto buoni. E la convenzione si doveva concludere il 30 giugno, invece grazie a un ulteriore finanziamento della Regione siamo riusciti come Comune di Trieste a prorogarlo fino alla fine del 2025, per cui un'ottima collaborazione tra tre enti, perché Regione, Comune e Trieste Trasporti, è sempre all'insegna di essere al servizio della cittadinanza e dare risposte immediate alle problematiche che la cittadinanza ci segnala. Allora, ci sono anche tante mail, leggo quella di Piero, dice: buongiorno, sicurezza dei territori, una domanda all'assessore, non sarebbe il caso di di operare per l'attuazione di precise leggi atte a punire i responsabili dell'invasione di delinquenti, no? Parla in particolare del fenomeno dell'immigrazione clandestina e delle organizzazioni poi che sono responsabili di questa immigrazione. Sì. Certo, assolutamente sì, è però un lavoro che va fatto a Roma, va fatto in Parlamento e su questi temi il nostro onorevole Matteoni è sempre molto attento. Tra l'altro abbiamo fatto anche un punto d'incontro lo scorso venerdì a Muggia in cui l'onorevole appunto ci ha illustrato tutti i passaggi avanti in tema di legislazione e di attività che il governo sta facendo proprio per assicurare maggiore sicurezza a tutti i territori. Il DL Sicurezza, appunto quel disegno di legge di cui parlavamo prima, ci è stato illustrato anche nei dettagli lo scorso venerdì, va proprio in questo senso e già c'erano stati anche dei cambiamenti gli scorsi anni, penso ad esempio al decreto Caivano,
che introduce uno strumento per i minori che si chiama avviso orale. Noi sappiamo che all'interno della nostra nazione i minori sono massimamente tutelati, però direi che forse un ragazzo di 16-17 anni deve essere consapevole quando commette un illecito o un reato. Questo decreto Caivano ad esempio introduce la possibilità da parte del questore di fare questi avvisi orali anche ai ragazzi minori, e questi avvisi orali poi vanno a incidere negativamente sulla loro richiesta di permesso di rimanere in Italia. Per cui credo che il governo italiano si stia con gli strumenti che ha, muovendo da più punti di vista, perché è giusto sicuramente fare anche dei cambiamenti a livello legislativo. Allora, buongiorno, volevo segnalare che in Galleria Fenice da sempre è diventata un deposito di scatoloni e bancali del negozio di animali, non mi sembra giusto, dice Fulvia. Abbiamo già visto la vignetta di Marco Englaro, era carina sulle baby gang tra neonati. Salve, secondo me invece, ci scrive Andrea, ci vorrebbe una bella spedizione punitiva che siano minorenni o maggiorenni riguardo ai ragazzi pericolosi a Roiano. Insomma, un po' bisogna chiaramente sempre agire all'interno di quello che consente la legge, no? Assolutamente, però è un problema evidentemente molto sentito. Però capisco perfettamente, perché ribadisco, io ho 3 figlie e credo che a 16 anni uno deve essere consapevole di quello che sta facendo. Allora, Enrico scrive: buongiorno, il sempre maggiore afflusso di camper provenienti da chissà dove crea un problema nel caso di pernottamento, nessuno si registra come imposto dal testo unico di sicurezza. Se io vado in campeggio o in un bed and breakfast vengo registrato, loro no. Chi sono? Perché il comune non si organizza per imporre la registrazione dei camperisti per motivi di sicurezza. Non avevo mai considerato, insomma, questo aspetto, però se vanno in campeggio comunque chiaramente se sono in un campeggio sicuramente devono consegnare i documenti. Assolutamente, come tutti i turisti, no? Certo. Non so, certo. Insomma, se non possono campeggiare in altri luoghi, credo, sulla pubblica strada. Sulla pubblica strada no, ci sono delle aree dove la differenza tra parcheggio e campeggio dipende un po' se uno tira fuori per esempio tavolini, sedie, allora diventa campeggio. Esatto, parcheggio è un argomento diverso, e dove a terra sono segnate la segnaletica prevede la piazzola limitata alle dimensioni di un'auto, lì i camper non possono parcheggiare. Dove non ci sono delle limitazioni in questo senso, i camper possono parcheggiare. Ci sono stati più segnalazioni di camper che sono parcheggiati in aree dove la gente magari vorrebbe parcheggiare l'auto, però se i camper sono assicurati hanno il diritto di parcheggiare dove possono, dove vogliono. Mauro ci scrive: vorrei chiedere alla sua ospite se non crede che sia eccessivo trovare pattuglie della polizia locale nei rioni periferici alle 10 del mattino con l'alcol test, a fare l'alcol test. Credo sia un po' eccessivo, dice il signor Mauro. Speriamo che non sia incappato nelle maglie di questi controlli mattutini. Non so se è eccessivo, penso però che purtroppo l'uso e l'abuso di alcol e anche di sostanze stupefacenti, oltre alla distrazione data dall'utilizzo del cellulare mentre si guida, sono spesso cause di gravi incidenti stradali, per cui credo che chi ha intenzione di fare serata e quindi bere è meglio che non usi la macchina. Allora, l'ultima telefonata per questa prima parte. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno Bucarella, sono Diego. Diego, buongiorno. Rapidamente, visto che siamo in chiusura, allora un doppio grazie all'assessore per aver intanto quasi completato l'armamento del corpo di polizia locale e soprattutto per aver attivato il servizio H24 notturno che libererà le altre forze dell'ordine per il controllo del territorio. Mi spiace rilevare solo alcune polemiche, alcune interrogazioni sollevate dall'opposizione sull'orario notturno, proprio facendo riferimento al regolamento della polizia locale e anche sull'età eventualmente degli sottufficiali in servizio. Ecco, polemiche che secondo me si potrebbero tranquillamente evitare con un po' di buon senso. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.
Grazie a lei Diego, buona giornata. Che cosa dice al nostro telespettatore Diego? D'accordo con lui? Sul territorio ci sono gli operatori più giovani, spesso anche con pochi anni di esperienza, e serve all'interno della sala operativa una persona che sia un ufficiale di polizia giudiziaria con quindi un certo grado e anche con più esperienza a dare una mano in caso di necessità. Si tratta comunque di un'organizzazione molto complessa, perché come potranno immaginare i nostri telespettatori, i vostri telespettatori, passare dall'organizzazione di lavoro diurna a quella notturna ha richiesto tantissimi colloqui con i lavoratori stessi e anche all'interno del comando, perché non è stato semplice attivare i turni di notte ed è un'organizzazione che adesso consideriamo ovviamente sperimentale, perché è iniziato da una settimana e che dopo un certo periodo valuteremo se mantenere così o se cambiare. Era impossibile arrivare all'attivazione del turno notte, che ribadisco è un turno e un cambiamento epocale per la nostra città, tra l'altro da sempre sostenuto da Fratelli d'Italia, così come l'armamento è un cambiamento epocale per la nostra città, ma era difficile trovare immediatamente la soluzione perfetta che garantisse tutto nel modo migliore possibile. Quindi noi abbiamo attivato il turno notturno perché credevamo, sia come amministrazione che come polizia locale, che fosse opportuno farlo. Chi non aveva piacere di essere armato ha avuto la possibilità negli anni passati di cambiare anche lavoro all'interno del comune, per cui questa, ribadisco, è una sperimentazione. A fine estate faremo le nostre valutazioni. Benissimo, grazie all'assessore De Gavardo per essere stata con noi. Grazie a voi. E torni presto a trovarci. Sicuramente. Grazie. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra poco sarà con noi Paolo Altin della lista Russo.Franco. Fra poco. Bentornati a Sveglia Trieste, buongiorno a Paolo Altin, consigliere comunale, capogruppo di Punto Franco della lista Russo in Consiglio Comunale. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno Laura, buongiorno a chi ci segue da casa. Grazie di essere qui. Paolo Altin l'abbiamo visto prima nel servizio che abbiamo realizzato ieri su questo incontro tra le opposizioni, appunto come capogruppo avrà sicuramente partecipato, e il sindaco, per cercare di dirimere la questione dell'asilo nido di Roiano. E c'è anche una mail che riguarda proprio questo tema, ce la invia Francesco, dice: è curioso sentire il sindaco di Trieste parlare di risparmio in riferimento all'asilo nido di Roiano e alla asserita impossibilità di assumere personale pubblico. Il comune potrà spendere milioni per un'opera che non sta in piedi economicamente come l'Ogovia, per quella i soldi ci sono, incoerenza su tutti i fronti, scrive Francesco. Insomma, immagino condivida questa impostazione del signor Francesco. Come è andato intanto l'incontro ieri? Ma l'incontro è stato positivo, nel senso che quando le persone, secondo me, si siedono ad un tavolo e iniziano a parlare di questioni su cui si trovano su fronti contrapposti, è sempre positivo, tanto che il sindaco ha detto è il primo incontro di questo tipo che faccio, avremmo dovuto farli prima e avremmo dovuto farne di più. E come lista Russo abbiamo proposto agli altri componenti dell'opposizione di chiedere questo incontro al sindaco per cercare di fare un passo in avanti su una vicenda che è surreale, perché immaginare di avere un asilo pronto, ancora nel cellophane, no? Pronto da scartare, che sarebbe la risposta per circa 66 famiglie, perché 66 posti per bambini e bambini avrebbe quell'asilo, la trovo allucinante. E se è vero che la battaglia politica, come dire, ha una sua dignità, per cui è corretto mantenere le posizioni che abbiamo mantenuto sino ad adesso, perché crediamo nel valore che quella struttura debba essere una struttura pubblica, è altrettanto vero che poi bisogna guardare anche nel concreto a dare una risposta. È impensabile che quella struttura sia ferma da praticamente un anno, perché la delibera si è arenata, diciamo, in Consiglio Comunale a luglio 2024.
E noi abbiamo chiesto che cosa è stato fatto da allora, quali sono le interlocuzioni che sono avvenute, quali sono le misure alternative, gli strumenti alternativi che sono stati valutati, ma pare che in realtà nulla si sia mosso da quel luglio 2024. È tutto fermo da allora. Al sindaco abbiamo chiesto l'impegno di evidentemente sentire la sua maggioranza e provare a capire se ci sono delle strade diverse da quella che fino ad adesso è stata proposta, di una concessione che per noi è un regalo, un vero regalo ad un privato, e che non si spiega perché una struttura realizzata con fondi pubblici nuova di zecca debba essere data a chiave in mano ad un privato. Non che il privato non riesca a realizzare degli ottimi servizi, non che ci siano già degli asili a gestione privata, ma non con questo regime che troviamo penalizzante per l'ente pubblico. Per l'ente pubblico sarebbe una gestione, si diceva appunto metà privata, metà pubblica, no? Come a livello di posti, però no, in realtà di gestione sarebbe completamente privata. La gestione con lo schema che è stato proposto è una gestione che è interamente in mano al privato, salvo alcune regole, come dire, del gioco fondamentali che bisogna rispettare. Ma l'idea era quella di avere una parte dei posti in regime convenzionato, quindi diciamo pubblico, e una parte in regime privato. Noi crediamo che ci possano essere delle strade percorribili per avere non metà e metà, ma per avere tutti i posti pubblici, e crediamo che il tema delle risorse economiche sia in realtà come dire, una scusa, perché da una parte ascoltiamo l'assessore al bilancio che si lancia in elogi per quanto il comune è ricco, quanto il comune è solido. Non credo che sarà questa struttura che porterà il comune in una situazione di disequilibrio, non credo proprio sia questo, anche perché ci apprestiamo a spendere molti quattrini su tanti altri fronti. Credo che un investimento in educatrici per far crescere i nostri figli siano soldi ben spesi. Ben spesi, anche perché comunque il sindaco proprio qui a Sveglia Trieste aveva detto non c'è solo l'asilo di Roiano, adesso c'è anche quello di San Giovanni ad esempio, no? Quindi probabilmente si sta pensando anche a un risparmio in altri asili, in altre strutture. Ma vedi Laura, quello che c'è anche come opposizione indignato è che questa delibera sia stata costruita come una sorta di cavallo di Troia. Cioè è una delibera che parla di Roiano ma che in realtà ha dentro di sé delle linee programmatiche per i servizi educativi nel futuro, e questo non ci sta bene, perché o si parla ad esempio di un intervento puntuale, oppure laddove si parla di una riduzione progressiva dei costi, di applicare questo modello anche ad un altro asilo. È evidente che qui c'è un disegno che insomma si cercava di far passare sotto traccia, ma che evidentemente non può essere sottaciuto. Allora, c'è una telefonata. Buongiorno, chi è in linea con noi? Dottoressa Bucarella, buongiorno a lei e al suo ospite, sono Fulvio. Buongiorno Fulvio. Buongiorno. Guardi, più trasferiscono al privato, più sarà difficile per le persone sopravvivere, dalla sanità alla scuola. Ci sono certi servizi che non devono essere dati al privato, perché è logico che il privato fa il proprio interesse. È logico. No, vediamo adesso, allora, pensioni integrative, sanità integrativa, presto sarà la scuola integrativa, presto dovremo fare qualsiasi cosa con lo smartphone e con il PC. La gente non ha neanche soldi per mangiare, ma stiamo scherzando? Ma cosa viviamo? Ma non lo so, mi sembra di vivere in un mondo irreale. Qua nel territorio libero di Trieste tutte queste cose non devono succedere. Il territorio libero non è una questione di una bandiera che sventola, è una questione di cosa ci sarà dietro quella bandiera. Chiaro. È per questo che stiamo lottando contro questa politica veramente, guardi, dire vergognosa è poco. Sono omertosi, ma viviamo in un territorio ma stiamo scherzando? Qua abbiamo i nostri concittadini che non ce la fanno più e tutti stanno zitti. Grazie Fulvio, grazie della telefonata. Allora, cosa dice il signor Fulvio? Insomma, è d'accordo con nella parte iniziale ero d'accordo. Iniziale. Poi se lasciamo da parte il TLT, perché credo che noi siamo in Italia e dobbiamo essere orgogliosi di essere in Italia e dobbiamo, come dire, amare la nostra città, ma amare anche il nostro paese.
Dico che su alcune questioni ha ragione, quando dice che c'è un deterioramento nel mondo della sanità pubblica, questo è evidente, ma non è un deterioramento perché manca la qualità degli operatori e dei professionisti, c'è un deterioramento perché il personale è ridotto, continua a ridursi, perché chi attualmente lavora, provate a chiedere a chi lavora in ospedale in questo momento, chiedetegli qual è l'ambiente di lavoro, come ti trovi a lavorare. È ovvio che in regione abbiamo delle retribuzioni del comparto medico-sanitario più basse rispetto ad esempio alla regione Veneto. Il clima sul posto di lavoro non è buono perché le persone lavorano troppo e non si sentono protette e valorizzate. La sanità privata sta prendendo sempre più piede, mettiamo insieme le cose, succede semplicemente che i medici si spostano nella sanità privata, dove stanno meglio, oppure restando nella sanità pubblica basta spostarsi in Veneto, dove la retribuzione è più alta. Il risultato è che i nostri ospedali rimarranno sguarniti e lasceremo appunto strade spianate all'evoluzione e alla crescita della sanità privata, che non è un male di per sé, ma è un male laddove la sanità privata sostituisce quella pubblica. Se la integra è un altro discorso, se la arricchisce è un altro discorso, se invece la sostituisce, secondo me è un fallimento. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, a fra pochissimo. Bentornati ancora in diretta, sempre in compagnia di Paolo Altin della lista Russo.Franco, il capogruppo in Consiglio Comunale. Allora, sta rispondendo alle vostre domande, alle vostre mail, alle vostre telefonate. È arrivata un'altra telefonata, la sentiamo immediatamente. Buongiorno. Buongiorno, sono Sergio. Sergio, buongiorno. Mi rilascio a quel che ha detto l'assessore De Gavardo, sì. Telefona prima ma non... si è cascata la linea 2 volte. Okay. La polizia urbana la predisponi già dei concorsi e dopodiché che fa una scuola dedicata per le varie specializzazioni. E questo mi pare una cosa veramente utilissima ed è quel che si faceva quando l'Italsider esisteva ancora e esisteva in Viale Valmaura all'inizio, e alla scuola IRPOF, dove si addestrava i saldadori, gli operatori alle macchine utensili, i carpentieri, i meccanici, dopodiché veniva già, una volta formati, veniva assunti dalle varie aziende, tra le quali anche l'Italsider. Questo non succede più, e sarebbe una cosa importantissima che attraverso le associazioni industriali, commerciali e le varie categorie che manca personale, perché dici che manca personale, no? autisti di autobus, gruisti, che manca queste specializzazioni, e dovessi mettersi d'accordo a fare delle scuole preparatorie intanto e dopo avere il personale già pronto per essere assunto. Chiaro. Questo non avviene perché è finite le scuole, state trasformate le avviamento industriali e commerciali e alberghiere in scuole medie. Adesso va tutti al liceo e nessuno sa far più niente. Capito. Quindi, Sergio, grazie del suggerimento, poi ne parliamo perché oggi c'è tutta un'analisi, no, del lavoro che in realtà non manca, ma mancherebbero addirittura lavoratori, no, in prospettiva nei prossimi anni, ora ci dobbiamo collegare con il nostro Bernardo Gulotta che si trova in Piazza Unità in compagnia del sindaco Roberto Di Piazza che abbiamo citato poco fa. Allora diamo subito la linea, vedo però appunto nelle immagini del preview il sindaco che sta in qualche modo con la sua consueta verve intrattenendo il nostro Bernardo. Allora a te la linea, Bernardo, buongiorno anche al sindaco. Buongiorno Laura, buongiorno al consigliere Altin, buongiorno sindaco. Buongiorno a voi, buongiorno Laura, buongiorno Altin, come stai? Ieri vi siete incontrati, no, con l'opposizione su Roiano.
Sì, ho detto qualche volta avremmo dovuto incontrarci forse di più, insomma, nel senso mi ha fatto piacere, ci siamo incontrati, adesso vediamo, loro parlano da una parte, io parlo con i miei, vediamo di trovare una soluzione, insomma, abbiamo fatto uno dei più bei asili, non dico di Trieste, ma sicuramente è talmente bello che è peccato tenerlo fermo, insomma. Oltretutto si sta lavorando molto sugli edifici scolastici, stamattina eravamo a Villa Giconsta dove di fronte c'è la costruzione di quel grande modulo per i 2 asili, il Semi di Mele e la Nuvola, che saranno trasferiti a settembre per intervenire su in via Paolo Veronese. Abbiamo quasi 50 milioni sulle scuole di lavori e dobbiamo correre. Naturalmente sai che la burocrazia di questo paese, ogni volta che fai uno scavo e trovi l'osso del morto, balle, ragazzi. A San Giusto c'è uno scavo che... Sì, domani credo che mi troverò con la sovrintendente e gli dirò cosa pensano di fare di quello scavo, robe da pazzi. Invece con la soprintendenza, sindaco, mi parlava prima fuori onda, c'è un dialogo in corso per Piazza Unità. Sì, perché devo rifare Piazza Unità perché le pietre si sono completamente sfaldate. Allora anticipo, li porto a fare un giro, gli faccio vedere la situazione drammatica e dopo dobbiamo lavorare insieme. A giugno con la variazione metterò 5 milioni e cominciamo a pensare di rifare questa benedetta piazza. Cosa bisogna rifare della piazza? Mi diceva prima le canalette. No, le pietre sono completamente sbagliate, si sono sfaldate, basta che ti giri e le vedi. E a questo punto non metto più neanche quelle canalette perché passa un camion sopra e le rompe. Cercheremo di mettere le canalette in ghisa, che le ho già messe un paio per far vedere alla sovrintendente da davanti alla regione e dopo naturalmente bisogna rifare completamente, ma basta togliere le pietre. Al momento non è facile perché basta vedere Sant'Antonio, stiamo diventando matti, però le pietre delle cave di Macor di Rabuiese valgono molto di più di queste che sono rumene, non so dove sono andati a comprare queste pietre. Era in piazza Sant'Antonio poco fa, come sta andando lì? Molto bene, stiamo chiudendo, credo che andremo a boiacare il tutto, per cui apriremo la seconda via uno di questi giorni. Sai, abbiamo avuto anche qualche giorno col tempo che era così, però stiamo andando molto bene e poi facciamo la piazza lì anche. Sì, certo, tutta la parte davanti. Anche Barcola, no? A buon punto, ho visto la Bau Beach che sarà aperta provvisoriamente. Vai a vedere cosa hanno fatto. Finalmente abbiamo le fognature, perché prima, siamo sinceri, le fognature erano tutte rotte e di qua mi andavano spesso a mare, invece adesso hanno fatto un lavoro straordinario veramente. Laura, se avete domande da studio a disposizione poi liberiamo il sindaco che ha un'agenda fitta come ogni giorno. Immaginiamo, allora c'è qualche domanda che voleva fare forse anche il nostro ospite al sindaco dopo l'incontro di ieri. Volevo sapere se il sindaco ha sentito la maggioranza, perché qua il tempo passa velocemente. Sindaco, hai sentito la maggioranza sull'asilo? Perché qua dobbiamo stabilire una timeline precisa. Ci siamo visti ieri mattina, ho finito a mezzanotte ieri sera col prefetto perché l'ho salutato, l'ho portato a casa mia a vedere le lucciole. Stamattina adesso ho un'agenda, io non hai mai visto la mia agenda tu? Sai, no. È una cosa un poco complicata. Adesso in questi giorni sentirò i miei ragazzi e vediamo di trovare, come abbiamo parlato ieri, una sintesi da parte vostra, da parte nostra, e cerchiamo di raggiungere l'obiettivo. Pensate sempre al risparmio però al team, perché 3.000 miliardi di debiti, 100 miliardi di interessi e 1.000 miliardi che costa lo Stato, dobbiamo fare un po' di ragionamenti, secondo la mia opinione. Dopo, per amor di Dio, tanto io, sai, sono 25 anni che faccio sindaco, dopo a un certo punto anche me ne andrò, però rimane il paese con tutte le sue problematiche. C'è altro? Grazie sia a te Bernardo sia al sindaco di Piazza, che lasciavo naturalmente ai suoi tanti impegni. So che ieri ci raccontava anche della soddisfazione per quanto riguarda il luogo dove ci sarà il Cirque du Soleil. Magari in una delle prossime puntate qui a Sveglia Trieste potremmo anche andare a fare una visita, insomma, per vedere, per renderci conto direttamente di com'è la situazione. È in pieno cantiere, no? Dopo il 7 giugno verrà, mi pare, alzato il tendone. Il 7 giugno sarà alzato il tendone, ma dopo ci rimane una grande area. Il problema è che aspetto dallo scorso anno che avevano fatto il preliminare, poi dovevano fare il definitivo, che poi non hanno fatto. No, ridevo perché ieri sera ho portato il prefetto
a casa mia, sai che in questo periodo abbiamo le lucciole, no? Allora alle 10 di sera, buio completo, e tutte queste migliaia di lucciole è veramente uno spettacolo. Grazie Sindaco, buon lavoro, buona giornata. Vi restituisco la linea Laura, grazie. Grazie a entrambi. Allora, deve essere un bello spettacolo sicuramente vedere le lucciole. Non si vedono più da tanto tempo, sarà un bello spettacolo sicuramente anche il Cirque du Soleil, poi vedremo che cosa si farà, no, di questa grande piazza, dice il sindaco appunto. Sì, una bella piazza che è strategica perché si colloca in un luogo che sarà teatro di sviluppo, no? Peccato, anzi mi viene da dire che non sia un'area comunale, forse avremmo potuto pensare di acquisirla in questi anni perché quell'area diventerà strategica ed è un peccato che non ce la siamo magari presa noi come Comune di Trieste. Vabbè. Comunque il Cirque du Soleil è un grande spettacolo, io so che anche lo staff del Teatro Rossetti era da molto tempo che stava cercando di capire se e come si poteva portare questo grande spettacolo qui in città. Il Pala Trieste non è adeguato perché avrebbe richiesto degli interventi troppo costosi, quindi personalmente da appassionato di teatro e spettacolo sono felice che il Cirque du Soleil venga qui a Trieste. Infatti sarà una bellissima occasione. Allora sentiamo la telefonata, poi dobbiamo andare per l'ultima volta in questa mattinata in pubblicità. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Silvia. Silvia, buongiorno. Ecco, allora io parlo ancora di sanità perché secondo me è il fulcro di uno Stato. Quello che mi dà molto fastidio, tra l'altro, quando gli ospiti vengono in studio e si parla appunto di sanità, parlo ospiti di destra chiaramente perché la sinistra bene o male è più favorevole alla sanità pubblica, anche se ha fatto delle cose veramente terribili con la Serracchiani. Vabbè. Comunque, non hanno neanche il coraggio di dire sì, noi facciamo questa scelta, noi vogliamo che la sanità sia passata pian pianino al privato, convenzionato, ma convenzionato vuol dire che spendono i nostri soldi. Ecco, e poi c'è la sanità privata che ormai è ovunque, con delle strutture megagalattiche, modernissime, bellissime, che però non hanno assolutamente accorciato le attese per una visita, sono come prima uguale e di conseguenza queste belle strutture megagalattiche vengono utilizzate dalla gente pagando in privato. Poi ci sono molte terapie che servono, perché ci sono delle terapie tipo, non so, che non possono venire più prescritte dal medico di base. Il medico di medicina interna è un medico che impara tutto. Cioè, se non ci sono grossi problemi, la gente non dovrebbe neanche aver bisogno di andare a fare una visita specialistica, perché il medico di medicina interna si intende di tutto. Quindi se uno va e dice ho un problema del collo, la cervicale, ti fa fare una radiografia ed è assolutamente in grado di darti una terapia. E non occorre che tu vada a perdere un mese per avere una visita fisiatrica, perché questo succede un mese quando ti va bene. Ecco. E poi una volta che vai a fare la visita non hanno la visuale della tua situazione perché non sono in rete. Quindi il medico della sanità pubblica va sul computer e vede tutta la tua situazione. Il medico in sanità privata questo non ce l'ha, non è messo in rete. Cioè è tutto disorganizzato e non è certamente a favore del cittadino dell'utente, ma i soldi sono nostri. Ultima chicca, mi hanno detto che la Salus Clinica ha messo in cassa integrazione del personale. Allora, questo non lo sappiamo, casomai ci informiamo. Però mi hanno detto, sei una persona affidabile, no? Quindi, bello. Allora, vanno lì, noi li paghiamo dalla regione e poi quando non hanno il guadagno, come faceva Agnelli, quando non hanno il guadagno ce lo sbattono a noi all'INPS in modo che dobbiamo pagare la cassa integrazione. E non va bene, dice la signora Silvia. Grazie della telefonata. Allora una situazione concorda con quello che dice Silvia sulla situazione della sanità e questa problematica tra sanità pubblica e sanità privata.
Ma sì, ma ognuno di noi penso abbia, per vari motivi familiari, di persone vicine, esperienze abbastanza recenti di quello che sta succedendo. E al di là di quel presidio del territorio che i distretti costituivano, che sta venendo pian pianino rosicchiato, no? Si sta pian pianino sfaldando quel lavoro lì. E dall'altra i servizi che vengono passati in distretto limitati rispetto a una volta. Faccio l'esempio della logopedia solo perché ho esperienza personale su questo. Una volta la presa in carico era molto più facile, era una presa in carico più lunga, adesso la presa in carico è stata limitata solamente ad alcuni casi e l'attività, le sedute di terapia logopedica sono state contingentate ad un certo numero e tutto quello che va al di là di questo è fuori dalla struttura pubblica e va in privato, che è un peccato perché è difficile pensare che magari in questo caso un bambino inizi un percorso logoterapico con una struttura e con una persona, magari i bambini più piccoli, e poi li si manda fuori da un perfetto sconosciuto, una perfetta sconosciuta, magari degli ottimi professionisti, ma non è sicuramente il percorso ideale che può fare un bambino. Così come il fatto di concentrare nei distretti tutti i professionisti che si occupano di una singola disciplina, anche questo fa venir meno quell'interdisciplinarietà che c'era, quella collaborazione tra professionisti di aree mediche diverse che ad esempio al distretto di Via San Marco c'era, quando c'era l'ostetrica, c'era la logopedia, c'era il ginecologa, c'era la psicoterapeuta, e questo lavoro di rete sta venendo meno e mi chiedo francamente il perché, cioè perché un'esperienza che girava l'Italia e non solo l'Italia come un'esperienza di eccellenza a cui gli altri guardano, perché noi siamo andati a mettere mano su una cosa che era così peculiare, così importante e riconosciuta. Chiaro. Qualcuno dice sì, usavano troppi soldi, c'era della disorganizzazione, però quella di abdicare completamente al ruolo di sanità pubblica è un fallimento della politica, perché vuol dire riconoscere la propria incapacità. Cioè se c'è un problema, tu entri nel problema e lo gestisci. Se non sai come risolvere questo problema, lo dai ad altri, come, mi dispiace per il sindaco, ma alcune questioni delicate della nostra giunta comunale, quando non si sa come uscire, vedi lo Stadio Rocco, vedi la Cabinovia, vedi tanti altri casi, cosa si fa? Si chiama la regione, si chiama il ministero che risolve i problemi al posto tuo. Questo secondo me non è fare buona politica. Allora dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo. Bentornati in diretta, ancora qui in compagnia di Paolo Altin della lista Russo.Franco, il capogruppo in Consiglio Comunale. Allora, torniamo, consigliere, alla domanda che ci aveva fatto, anzi l'intervento che aveva fatto il signore che aveva telefonato prima, il signor Sergio, se non mi ricordo male, che parlava del mondo del lavoro, no? Il mondo del lavoro diceva appunto si potrebbe così migliorare l'offerta formativa per quanto riguarda le professioni, un po' tornare all'antico, dice fanno tutti il liceo, adesso invece bisognerebbe tornare a fare gli istituti professionali oppure tecnici, però si riallacciava un pochino al discorso che facevo io prima in rassegna stampa di quello che c'è sul giornale oggi. Ne mancheranno di lavoratori 16.300 da qui fino al 2028 e questo un po' stride, no? Sulla ricerca di lavoro da parte di tanti giovani che non ne trovano effettivamente. Beh, il tema è sicuramente complesso, è collegato anche all'aspetto demografico, cioè la nostra è una città che per natalità perde abitanti, ne ha persi a migliaia nell'ultimo ventennio, quindi c'è sia un tema demografico quanto al tema della professionalizzazione. Io so per certo che ci sono delle realtà sul territorio che invece continuano a lavorare e a formare professioni. Non è l'IRPAF, cioè ovviamente non ci sono le strutture che c'erano un tempo, però ci sono delle realtà che sono anche delle belle realtà che funzionano bene, che formano i giovani, che formano i ragazzi. Ho conosciuto
Sono stato a visitare una mostra realizzata ad esempio dai ragazzi di Edilmaster, che è una bella realtà. Esistono i corsi CIVFO, insomma sono tante realtà che operano sull'aspetto professionale. Il tema, lo dico al signore che ci seguiva da casa, è anche legato alle retribuzioni. Noi continuiamo ad avere dei salari molto bassi e quindi si cerca un'istruzione più alta, una formazione universitaria, anche perché si spera che questo in qualche modo possa dare accesso a un'attività lavorativa meglio retribuita. Quando parliamo della Trieste città turistica, io dico bene che ci sia il turismo, ma questo tipo di turismo non ci sta portando a professioni che si stanno elevando, a percorsi, a strutture in cui si possono fare dei percorsi di carriera come l'insediamento di un'industria potrebbe dare, no? È un lavoro tutto sommato poco pagato, tendenzialmente precario, e dove il livello di professionalità arriva fino a un certo punto. Per questo siamo scettici sul puntare tutto sul turismo, che poi basta vedere, viene qualche nave da crociare in meno, subito si va tutti nel panico. E mi collego al tema del Cirque du Soleil di cui abbiamo parlato prima, che esatto, ripeto è uno spettacolo meraviglioso, e è stato detto che mi pare che occuperà un centinaio di persone, forse anche più. È stato detto che quella sarà l'occasione per entrare nel mondo del lavoro, delle professioni dello spettacolo. Se ho capito questo, ecco, non è proprio così dal mio punto di vista. Nel senso che ben venga l'esperienza e la presenza del Cirque du Soleil, ben venga chi ha modo per quel tempo predefinito di avere un'occupazione, o parlo per i giovani studenti universitari, che molti dei quali erano in fila per accedere alle selezioni, avranno un lavoretto estivo. Ma non è che con quello noi alziamo il livello di professionalità, non è che con questo tipo di iniziative noi miglioriamo il livello dell'occupazione e la ricchezza delle persone in città. Sono operazioni spot, così come l'operazione della accelerata sul turismo non credo risolva un granché. Sul Cirque du Soleil molte persone mi hanno detto che i prezzi dei biglietti sono particolarmente alti, e mi hanno detto che sono davvero proibitivi. Ora mi riserverò di verificare se effettivamente è così, perché magari qualche iniziativa anche come Comune di Trieste, qualora magari già l'assessore Rossi non ci abbia pensato, ecco, magari qualche iniziativa si può metterla in campo affinché sia uno spettacolo veramente per tutti. Per tutti, e ce l'auguriamo. Allora, una telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno Nino, signora Buccarella, buongiorno anche al suo ospite. Qui passiamo dalla sanità al divertimento. Torniamo alla sanità. Sì. Voglio dire, io mi ricordo, purtroppo ho un'età che mi posso anche ricordare certe cose. Si diceva che all'università c'erano più specialisti per medicina che altro. Oggi come oggi è difficoltà andare a fare la facoltà di medicina. E uno che fa la facoltà di medicina, si sa, spende una barca di soldi, e chi non li ha non può farlo, deve vivere alle spalle del genitore. Parliamo di IRPOF e questo e quell'altro, ma guardiamo il reale. Cioè, voglio dire, lì dove che la gente si deve preparare per diventare un medico, che noi medici abbiamo bisogno, non si fa niente. Questo è uno. Poi ci lamentiamo sui servizi. Avevo già telefonato tempo fa, no? Allora io avevo avuto un problema, ero ricoverato all'ospedale, dovevo fare una risonanza magnetica. L'ospedale, la clinica dove ero ricoverato aveva fatto richiesta e me l'hanno data quindi a 20 giorni avanti, anche non di più, adesso non ricordo esattamente le date. E mia moglie mi fa: ma perché non vai a vedere di farla in privato? Al CUP sono andato, mi davano in privato, ma dove facevo la risonanza magnetica? All'ospedale di Catinara, nella struttura pubblica.
pagata in privato. Allora non è una vergogna quella. Guardiamo qualcosa. Capito, I medici che noi li vediamo lì fuori, gli daremo un altro tipo di prezzo di stipendio. Non è possibile lasciarli così allo sbando. Purtroppo la politica deve star fuori da tutto, perché la politica fa danni. Purtroppo è così. Si vede ogni giorno, mi dispiace dirlo. Poi i tecnici fanno parte della politica e siamo nella cosiddetta, nello secchio di quella cosa lì marrone. Grazie Nino, buona giornata. Insomma, due temi, no? Legati comunque alla sanità, l'università ad esempio per diventare medici, che sarebbe secondo il signore Nino ancora troppo d'élite per persone benestanti, insomma, no? Perché bisogna mantenersi, però ci sono anche ovviamente le borse di studio, però dice Nino magari bisognerebbe fare di più. E poi il tema sempre delle liste d'attesa, degli esami privati, pubblici, insomma sono situazioni che ci portano spesso i nostri telespettatori. Sì, capisco la situazione particolare, su alcuni aspetti si può anche essere d'accordo. Non sono d'accordo sul fatto che la politica debba starne fuori, nel senso che forse ci siamo abituati ad una politica magari in marcia, no? Quindi in questi weekend come Lista Russo Punto Franco abbiamo raccolto in giro per la città su delle cartoline i desideri di una città del futuro, no? Chiedendolo alle persone. Qualcuno mi scansava dicendo no, i politici, no, nessun politico. A me dispiace perché forse ci siamo abituati a una classe politica che pensa solo a, come dire, a mangiare o a mettere i suoi amici nei posti giusti e a poco altro. Invece dico al signore da casa che la risposta alle sue istanze dovrebbe essere proprio la politica, che mette mano a quello che non va nella sanità pubblica. Se poi il modo che la politica ha di metterci mano è quella di dire vabbè signori, tanto qui le cose non si risolvono, lasciamo fare al privato che sono organizzati meglio, ecco, penso, ho detto prima, questa non è per me buona politica, questa credo sia una sconfitta della politica, ma una sconfitta come comunità in generale. Allora, ci scrivono i nostri telespettatori, poi torniamo sul tema giovani. Allora, ci scrive il signor Luciano, buongiorno, sempre più di frequente a tutte le ore del giorno e specialmente di notte il tratto della via Roncheto fuori dalla galleria direzione via Baiamonti è soggetto a una pista d'auto e moto che transitano da tempo. Abbiamo richiesto il limite 30 che manca prima delle strisce pedonali che si trovano nell'intersezione. Ci sono novità, voleva sapere, magari lo chiederemo insomma agli assessori competenti, no? Comunque questa è la segnalazione puntuale da parte del nostro telespettatore. Ancora vediamo se c'è quest'altra mail. Allora, spiaggia per cani, giusto, ai bambini non serve, scrive Gabriella. Si è parlato prima nel collegamento con il sindaco, no? Della Bau Beach che è in fase di realizzazione subito dopo la pineta di Barcola, no? Quindi questa non piace evidentemente, o comunque non la ritiene prioritaria, però ci sono tante persone anche con i cani che hanno piacere magari di andare al mare, no? Quindi sì. Sì, certo, qua non si può mettere in discussione bambini cani. Io dico solamente che certe volte, a meno che uno non vada a Barcola cercando di infilarsi perché con un motorino, perché con la macchina è impossibile, o con il bus, ecco, ma devo dire che si stanno un po' riducendo i posti dove andare al mare a Trieste, tra le mareggiate che altri stabilimenti hanno subito, tra i prezzi allucinanti che altri propongono. Non dico cani o bambini, ma siamo sulla stessa barca. Ormai fare il bagno a Trieste comincia a diventare difficile. E ha visto tutti i progetti che ci sono per il lungomare, però insomma sono un po' più, diciamo... sì, vediamo quando verranno realizzati. Secondo me continuare a mettere macchine sul lungomare di Barcola è una follia, così come non c'entra nulla, ma si parla di macchine, è una follia scavare ancora sotto San Giusto.
Cioè, dovremmo imparare, ma lo dico ogni volta che sono qui, ma non penso che sarà molto gradito, dobbiamo imparare a usare meno la macchina, cioè dobbiamo togliere un po' di macchine da questa città perché ne ha davvero troppe, e aumentare le corsie a Barcola mi sembra una follia. Invece sull'aumentare lo spazio fruibile di Barcola, questo è un altro discorso che potrebbe essere anche sensato. Quando proponeva a Russo anche, no? La spiaggia a Barcola gli davano del pazzo, no? Poi adesso vediamo che non solo si sta andando in quella direzione, ma anche all'interno del Porto Vecchio i famosi rendering, i famosi progetti che ci sono prevedono una spiaggia addirittura nel Porto Vecchio. Staremo a vedere. Allora, buongiorno, sono Roberta, non sono d'accordo sulla privatizzazione dell'asilo di Roiano, privatizzare il personale ausiliario ma non gli educatori, dice. Ricordo che la giunta Illy anni fa aveva statalizzato le scuole dell'infanzia, 3 o 4 scuole dell'infanzia, volevano poi statalizzarne altre, la giunta di Piazza poi aveva ritirato la delibera dicendo che le scuole dell'infanzia dovevano rimanere comunali. Sì, c'è un po' di confusione, comunque la signora Roberta è contraria alla privatizzazione. Soprattutto gli educatori, no? C'entra un punto che è, come dire, una spaccatura in maggioranza molto profonda su questo aspetto, su questa questione dell'asilo di Roiano, perché qualcuno sostiene in maniera, diciamo, strenuamente il fatto che debba restare una realtà pubblica a tutti gli effetti, e quindi va contro a quello che un'altra parte della maggioranza ha proposto all'interno della delibera. Allora, molti eventi ma affitti salati, Trieste è una città per giovani, abbiamo letto oggi sul Piccolo, poi anche a Corredo la notizia che invece Gorizia è al vertice di questa classifica, ma restiamo nella nostra città. Come commenta insomma, questa Laura, notizia? A me queste classifiche fanno ridere, no? Perché poi ovviamente il sindaco e la giunta le utilizzeranno per dire se vanno bene, quanto siamo bravi, siamo eccezionali, meravigliosi, interessante oggi. Poi quando invece siamo sotto le mettono nel cassetto e fanno finta di niente. Le classifiche hanno un valore secondo me relativo. Io non vedo come questa città sia una grande città per i giovani. È una città universitaria, ma lo scrive anche il giornale, il tema degli affitti diventa ormai insostenibile perché nessuno studente sarà in grado di pagare quanto paga il turista tedesco, quelli che vengono nei B&B. E ora spiegami perché una persona che potrebbe ricavare da un piccolo appartamentino dandolo in gestione a queste strutture di affitti brevi potrebbe prendere 1.300, 1.400 e mi tengo basso al mese. Ecco, perché dovrebbe affittarlo a 600, a 700, perché dovrebbe affittarlo a degli studenti universitari? È chiaro. Non ha senso. Allora o si interviene in qualche modo e questo è quello a cui siamo destinati. Guarda città importanti e grandi come Milano, dove gli studenti pagano 500, 600, 800, anche 800 euro per uno scantinato, per una stanza che ha il perimetro pari praticamente al solo letto dove dormire. Io non voglio che la città diventi questo, sinceramente, ma no. E abbiamo fatto una campagna di ascolto come lista Russo.Franco in questi fine settimana e ringrazio tutti i volontari, tutti gli amici, gli eletti di Punto Franco che si sono resi disponibili e le persone che si sono fermate a scrivere sulle nostre cartoline cosa desiderano per la città del futuro. E uno dei temi, lo anticipo, che è emerso è una città a misura di giovani e a misura di famiglie. Evidentemente, come dire, la gente quando la fermi per strada ti dice qualcosa di diverso da quello che dicono le classifiche e personalmente tendo a prestare più ascolto alle persone che alle statistiche che si basano su degli algoritmi che chissà come vengono fatti. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sono sempre Gino, ma volevo portare il discorso sulla sanità. Dica. Cioè, è un schema europeo fatto dall'Unione Europea, se si guarda i documenti Maastricht e Lisbona, dove c'è scritto chiaramente che la sanità deve diventare privata.
e quindi lo Stato prende queste direttive e le sta attuando. Dal 2000, quando siamo stati in Europa, avevamo 500.000 posti letto negli ospedali, adesso siamo a poco più di 100.000. Quindi questo è stato detto perché bisognava diminuire i costi. Se adesso voi guardate i costi, la parte pubblica spende la stessa quantità di soldi, in più il cittadino spende altri soldi per il privato. Quindi praticamente c'è stata una grande abbuffata che è andata a finire dai cittadini a chi? Alla Big Pharma e ai famosi fondi che amministrano sia Big Pharma che le grandi strutture ospedaliere. Capito, e questa è la realtà. E i politici non possono nascondersi dietro il dito e dire poveri, sì c'è stato questo, ma è quello che vuole che... No, sono tutti d'accordo in questo senso, quindi finché non si cambia questa direzione, finché non si va in Europa a cambiare questa regola, andremo avanti fino alla distruzione della nostra sanità. Grazie Gino, grazie. Questa è la teoria insomma di Gino che riguarda la sanità e l'Europa, no? L'Europa che vorrebbe la sanità privata. Chiedo scusa, non voglio essere irrispettoso, ma queste grandi dietrologie che è sempre l'Europa a chiedere qualcosa, l'Europa a imporre qualcosa, ma scusate, ma tutte le regioni stanno andando sulla privatizzazione della sanità? No. Come a suo tempo noi fummo avanti sulla questione delle province, non è che poi tutte le regioni hanno obbedito, alcune regioni non l'hanno fatto, no? E quindi io non credo che sia proprio una questione d'Europa, io credo che sia una questione perché poi le normative europee non è che entrano in vigore da un momento all'altro, non è che non ci sono margini di azione, ci sono, se la politica si attivi i margini si trovano, bisogna dimostrare di saper gestire la sanità pubblica in modo efficiente. Per questo noi perdiamo, perché il privato, siccome gestisce con i propri quattrini, gestisce le strutture in modo da guadagnarci. Invece il pubblico, anche perché certamente in tanti posti di governo, in tanti posti di potere viene messa della gente assolutamente incapace, questa cosa non la sa fare. Ma se noi potessimo impostare la sanità pubblica in maniera efficiente, cambiando alcune strutture che non funzionano, risparmiando sui costi, ma non perché rendiamo carente il servizio, ma perché lo miglioriamo in termini di efficienza, io non credo che l'Europa avrà nulla da ridire su questo. Ripeto, una politica incapace produce scelte inefficaci come queste. Grazie a Paolo Altin, torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste. Grazie Laura, un piacere e una buona giornata. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, buona giornata a tutti.